Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Sarà eseguita oggi l'autopsia su Matteo Messina Denaro, morto nell'ospedale dell'Aquila la notte di domenica. Poi la bara si metterà in viaggio verso Castelvetrano. Non ce l'ha fatta Annelisa Fontana, la donna bruciata viva dal compagno a Pantelleria, lascia 6 figli disperati. Domani marcia silenziosa nell'isola, un'amica. Esiste la violenza e da qui non si può scappare. Troppi precari nel pubblico impiego in Sicilia, la CGIL chiede la loro assunzione. Il rischio è che con i pensionamenti previsti vengano presto a mancare migliaia di posti di lavoro. Discarica abusiva di 15.000 metri quadrati alle porte di Gela, l'antiracket denuncia continui conferimenti di rifiuti anche pericolosi. A Catania nuovi bus elettrici che vanno a potenziare il parco mezzi della MTS, arriva la svolta ecologica, ma troppi cittadini lamentano tempi d'attesa biblici alle fermate. Assenteista per sbaglio, la storia di un impiegato della città metropolitana di Messina indagato per truffe e assolto dopo 7 anni, ma intanto ho perso la casa e non ho avuto nessun risarcimento. Il maltempo di questi giorni non ha spazzato via l'estate, nel fine settimana le temperature dovrebbero tornare a sfiorare i 30 gradi. Calcio, il Catania perde ancora al Massimino, rossazzurri sconfitti dal Foggia, appena 4 punti in 4 partite. Turno infrasettimanale per il Palermo che stasera giocherà a Venezia. Oggi l'autopsia sulla salma del boss Matteo Messina Denaro, morto domenica all'Aquila, poi la bara sarà trasferita a Castelvetrano come era previsto, ma adesso è ufficiale, il questore di Trapani ha vietato il funerale pubblico per il boss. Manlio Viola. Bisognerà aspettare la fine dell'autopsia sul corpo di Matteo Messina Denaro, che si svolge in un'area appositamente predisposta e blindata dell'ospedale dell'Aquila ad opera del medico legale Cristian Dovidio, professore universitario a Chieti, prima di conoscere i tempi esatti per le esequie. La salma tornerà a Castelvetrano nel Trapanese, dove è attesa nella giornata di domani secondo una tabella di marcia concordata fra autorità carcerarie e magistratura. Nessun funerale, la famiglia rispetterà le ultime volontà del boss, che aveva espresso dure critiche alla Chiesa. Al termine dell'esame autoptico, la salma del boss verrà immediatamente trasferita su un carro funebre. Sono in atto gli ultimi accorgimenti per mettere a punto l'organizzazione per il trasporto, che dovrebbe avvenire con un furgone blindato. Quel che appare certo è che sarà seppellito nella cappella di famiglia accanto al padre Francesco, capomafia della famiglia di Trapani alla fine degli anni '80, morto di infarto in latitanza. Per motivi di ordine pubblico e per esigenze investigative, la questura di Trapani ha disposto alcune misure anche per controllare chi parteciperà all'ultimo saluto. Vietati in ogni caso funerali pubblici a prescindere delle volontà del boss. Si registra un clima pesante intanto attorno al rientro della salma in Sicilia. A Castelvetrano ci si divide. C'è chi si indigna per il rimbalzare delle notizie sulla stampa, chi per la scelta di dargli sepoltura accanto al padre nella cappella di famiglia, ma c'è anche chi presenta pubbliche condoglianze proprio alla famiglia Messina Denaro sui social e lo fa persino sui profili dei giornali che danno le notizie. Una Castelvetrano divisa in due anche nella morte del boss, come lo è stata nella sua latitanza, segnata da 1000 coperture di quella che il procuratore De Lucia ha definito la borghesia perbenista mafiosa. 35 anni fa nel Trapanese l'assassinio mafioso di Mauro Rostagno, giornalista coraggioso che aveva denunciato le collusioni tra mafia e politica. Oggi lo ricorda anche il presidente Mattarella, esprimendo solidarietà a familiari e colleghi. La mafia, è il messaggio del presidente, decise di uccidere Rostagno per la sua attività di denuncia di reti affaristiche e di trame organizzate dalle cosche. I giovani hanno compreso ciò che Rostagno ripeteva: la mafia è la negazione della vita. Annelisa Fontana, la donna bruciata viva dal compagno a Pantelleria, è morta dopo alcuni giorni di agonia, lascia 6 figli disperati. A Pantelleria domani sarà lutto cittadino e si svolgerà una marcia contro la violenza. Eva Spampinato.
Annalisa è morta dopo un'agonia atroce vissuta in un letto d'ospedale al Civico di Palermo, proprio di fronte alla stanza dove era ricoverato il suo carnefice. Lei con ustioni nel 90% del corpo, lui con bruciature che probabilmente lo faranno rimanere cieco. Annalisa Fontana, 48 anni, non è riuscita a scappare dalla foga violenta del suo compagno Onofrio Bronzolino, 52 anni, accusato di omicidio aggravato e incendio doloso. Prima di ucciderla, pare l'avesse allontanata da tutti, persino dai suoi 6 figli, che avevano provato a starle accanto, ma lei lo difendeva. L'amore tossico vissuto per quest'uomo aveva preso il sopravvento, fino a quando venerdì scorso lui non ha deciso di bruciarla viva in seguito ad una lite scoppiata in un bar di Pantelleria. Aveva in casa una tanica di benzina che le ha scaraventato addosso. Inutile il suo tentativo di fuggire e di spegnere le fiamme sotto la doccia. Annalisa era una persona solare, piena di energia, simpatica. Neanche 2 settimane fa stavamo insieme in un locale pantesco a cantare, a ballare, abbiamo dedicato una canzone al figlio ricoverato. Nessuno di noi si aspettava una cosa del genere. Annalisa era separata dal marito, aveva 6 figli, il più piccolo di 12 anni con un brutto male. La figlia grande, 31 anni, racconta che Bronzolino l'aveva allontanata anche da loro, le aveva fatto terra bruciata attorno, la seguiva al lavoro, mostrava una gelosia fuori dal comune, aveva premeditato l'omicidio. Addirittura non le permetteva di accompagnare il figlio piccolo a Palermo per le cure in ospedale. Il ragazzino, che vive con il padre ed è seguito dai servizi sociali, veniva accompagnato dal fratello. Per troppi a Pantelleria non c'era questo problema della violenza sulle donne, niente di più sbagliato. C'è, è diffuso ed è in una situazione, quella di un'isola, che non permette di scappare. La comunità di Pantelleria è ancora sconvolta, Annalisa la conoscevano tutti. L'amministrazione comunale di Pantelleria ha organizzato per domani, mercoledì 27, una marcia silenziosa a cui parteciperà tutta la collettività. E quello di Anna Elisa Fontana è un delitto che grida forte contro Dio e l'umanità. Mi unisco all'indignazione e alla sofferenza dei familiari e della comunità dell'amata terra di Pantelleria e la dura condanna del vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Angelo Giordanella. Accusato di violenza sessuale su una studentessa minorenne, un professore a Sant'Agata di Militello nel Messinese è stato sospeso per 1 anno dall'insegnamento. Al professore dell'istituto superiore si contesta di avere palpeggiato la ragazza convocata alla cattedra con una scusa nel marzo scorso. Diversi studenti avrebbero confermato alla polizia il quadro accusatorio. Cambiamo argomento, troppi precari nel pubblico impiego in Sicilia, la CGIL chiede la loro assunzione, il rischio è che con i pensionamenti previsti vengano presto a mancare migliaia di posti di lavoro. Adelaide Barbagallo. Sono quasi tutti laureati, giovani ma non giovanissimi, da anni aspettano un lavoro stabile nella pubblica amministrazione. In Sicilia, come nel resto d'Italia, posto pubblico da tempo non è più sinonimo di posto sicuro. Eppure questa forza lavoro è indispensabile per mandare avanti importanti servizi da dare al cittadino. Asili nido, polizia municipale, uffici dell'INPS, della sanità. La funzione pubblica della CGIL Catania segnala che in città sono centinaia i lavoratori che si trovano nel limbo del precariato. Si parla tanto di fondi PNRR da utilizzare e di giustizia lenta. Anche in questo settore così delicato ci sono dei lavoratori precari, come Stefano Manzito, laureato in giurisprudenza. La sua è una figura particolare e si trova al Tribunale di Catania. Cerchiamo di accelerare quelli che sono i processi del Ministero della Giustizia in generale. La mia figura funziona e questo ce lo dice il Ministero della Giustizia, perché noi siamo costantemente monitorati. Noi ogni 6 mesi dobbiamo fornire al Ministero della Giustizia, tramite i nostri uffici statistici, tutte le nostre statistiche, quindi quante bozze di sentenza redigiamo, quanti depositi accettiamo in cancelleria, quindi tutte quelle che sono, e i risultati ci sono. Tra qualche anno in Italia serviranno oltre 1.200.000 posti di lavoro. A Catania la pianta organica prevede l'impiego di 3.400 lavoratori pubblici, in realtà ce ne sono 1.759, ma entro il prossimo anno saranno di meno per le centinaia di pensionamenti che ci saranno. Sono numeri che rivelano quanto sia elevata l'età dei lavoratori, ma anche quanto sia urgente provvedere a nuove assunzioni. I dipendenti della pubblica amministrazione sono sempre di meno, questo significa dare meno servizi ai cittadini e questo significa restringere il campo dell'azione pubblica all'interno della nostra provincia come in tutto il resto del paese. Nella grande mobilitazione del 7 ottobre lanciata dalla CGIL a Roma ci saranno anche i lavoratori precari della Sicilia.
Circa 15.000 metri quadrati di terreno trasformati in una discarica di rifiuti pericolosi proprio a pochi chilometri dal centro abitato di Gela. Gerry Italia. Una discarica abusiva operativa a qualche chilometro dal centro abitato che nessuno si è nemmeno preoccupato di nascondere, dove quotidianamente operano dei mezzi che vanno a scaricare rifiuti di ogni tipo senza alcun timore di essere scoperti o peggio sanzionati. Un terreno presumibilmente privato, protetto solo da una sottile catenella all'ingresso, ma comunque di facile accesso. Il terreno è proprio accanto alla Gela Butera ed è di facile accesso nonostante la catenella che è stata messa all'ingresso. Come vedete sono circa 15-20.000 metri quadri di terreno interamente coperti di cumuli di rifiuti inerti edili. Tutti i rifiuti sono suddivisi ordinatamente in cumuli pronti da interrare, una situazione vergognosa che a giudicare dalla mole enorme dei cumuli va avanti indisturbata da anni. Guardate la differenza di livello rispetto al terreno originario, parliamo di quasi 1,5 metri, anche 2 metri in certi punti, tutti di rifiuti inerti. E come vedete tutta questa zona è stata spianata con il fuoco, presumibilmente per tornare a livellare il tutto con i rifiuti. La quantità di inerti è davvero impressionante. Lungo l'area sono centinaia i metri quadri ricoperti da rifiuti che sono considerati speciali o pericolosi e che dovrebbero essere smaltiti correttamente, di certo non abbandonati all'aperto. Guardate qui a terra i segni di movimentazione di mezzi pesanti. Ce ne sono praticamente dappertutto e sono freschissimi. Segnale che qui i mezzi pesanti vengono spesso e vengono proprio, come vedete, a sbancare i vari cumuli di rifiuti inerti. Un vero e proprio racket dei rifiuti denunciato dall'associazione antiracket gelese che invita tutti a non voltare la testa dall'altra parte. Bisogna sempre denunciare e soprattutto dimostrare l'amore che abbiamo per questa città. Se non lo mostriamo noi questo amore e non cauteliamo le nostre famiglie, i nostri figli, ma a che serve poi lamentarsi senza agire? Caltanissetta assumevano i dipendenti pagandoli con bonifico bancario e consegnando regolari buste paga, ma dopo li costringevano a restituire in contanti una parte dello stipendio. Con l'accusa di estorsione e tentata estorsione sono state arrestate 2 donne titolari di un esercizio commerciale. L'indagine è nata dalla denuncia presentata da un ex dipendente. A Catania arrivano i nuovi bus elettrici che vanno a potenziare il parco mezzi della MTS, una svolta ecologica, ma troppi cittadini lamentano tempi d'attesa biblici alle fermate. Tonino De Mana. Una mobilità sempre più sostenibile per far fronte ad un traffico insostenibile, con troppi catanesi sempre più schiavi dell'auto e tanti cittadini che si lamentano dei mezzi pubblici con tempi d'attesa alle fermate che a volte superano l'ora. È in questo contesto che AMTS e Sostare, unite sotto un'unica insegna, vanno alla ricerca della svolta ecologica, potenziando il parco mezzi elettrici. Una strategia all'insegna della mobilità sostenibile. Questi autobus già li abbiamo visti in città, ne vedremo tanti altri. Autobus che non inquinano e che danno un maggiore servizio, una maggiore efficienza a disposizione dei nostri cittadini. Non vedremo più autobus fumanti per le strade di Catania? Sì, quell'immagine dei vecchi autobus fumo nero che addirittura certe volte si fermavano anche per strada probabilmente sarà un brutto ricordo che non avremo più nei nostri occhi. Gli fa eco il presidente di AMTS, Giacomo Bellavia. Questo è un grande passo in avanti per la città di Catania e per l'azienda dei trasporti e consentirà ovviamente a Catania di essere tra le città d'Italia più innovative da questo punto di vista. Ma non è tutto rose e fiori. Da piazza Federico di Svevia, dove sono stati esposti i nuovi autobus, a via Plebiscito, dove mezzi elettrici e non si fanno attendere. In questa palina il tempo di attesa del 431enne è di 44 minuti. Facile immaginare l'umore di chi si affida ai mezzi pubblici. Da sempre è stato così, poi da qualche anno hanno dimezzato il numero di vetture per cui l'attesa è di non minimo un'ora. Sono delle attese infinite, sono 45 minuti di vita che se ne vanno e non tornano più. Storicamente hanno sempre funzionato male, adesso se la situazione si è migliorata non lo so, ma non credo. Questa la replica di AMTS. Non basta solo avere i bus nuovi, questo ovviamente aiuta per la regolarità del servizio e per la frequenza, serve anche potenziare il servizio di trasporto pubblico. Questi sono dei piccoli tasselli, ma il lavoro è ancora tanto. Andiamo a Messina per raccontarvi la storia di un impiegato della città metropolitana finito per uno scambio di persona in un'inchiesta sui cosiddetti furbetti del cartellino. È stato assolto, ma solo dopo 7 anni. Francesco Triolo. Non è cambiata, è proprio stravolta completamente.
I miei figli, mio figlio non mi ha parlato per più di un mese. Mia moglie si sentiva male ogni giorno, non dormivamo più la notte. Io, avendo avuto 2 infarti, sono un cardiopatico, immagini lei come ogni volta che andavo al tribunale quello che succedeva. Un incubo durato 7 anni per Santo Bonasera, impiegato della città metropolitana di Messina. La sua storia è quella di un innocente finito per uno scambio di persona nel ciclone dell'inchiesta giudiziaria avviata nel 2012 contro i cosiddetti furbetti del cartellino all'ex provincia regionale di Messina. Il processo si è concluso nel 2019 con 39 condanne e 18 assoluzioni, tra gli assolti anche Bonasera, che ancora ricopre l'incarico di portiere all'interno dello stabile dell'ente. Accusato di aver spostato con un bastone una delle telecamere di sorveglianza in modo da eludere i controlli. L'imputato, visionando le foto incriminate, aveva spiegato che quello non era lui ma un altro dipendente e, nonostante le richieste pressanti del suo avvocato, non era riuscito a far visionare le foto prima dell'ultima udienza. Solo a quel punto, dopo 7 anni, i giudici lo hanno assolto perché il fatto non sussiste. Santo Bonasera non ha visto riconosciuto nessun risarcimento per la vicenda giudiziaria che suo malgrado l'ha coinvolto, ma per la quale ha speso tutto. Io avevo un mutuo da pagare. Non riuscendo più a pagare il mutuo, la banca mi pignora l'appartamento. Mi pignora l'appartamento, io mi presento la documentazione per una richiesta di un prestito al mio datore di lavoro. Il datore di lavoro mi dà il certificato di stipendio, nel certificato di stipendio mi viene inserita una clausola in cui mi dice che ho un procedimento penale in corso, quindi nessuna finanziaria mi concede il prestito. Fa costare che la banca ignora l'immobile e lo vende all'asta. Adesso l'ultima speranza è quella di chiedere i danni alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Un danno allucinante. Chi glielo ripaga? Non lo vuole ripagare nessuno. Lo Stato dice che non paga perché non ho fatto carcere, non sono stato sospeso. E la provincia dice che non è competenza sua. Non so. Io ho parlato con il mio avvocato, vediamo all'ultima ora. Ci rivolgiamo alla Corte di Strasburgo perché non è possibile che una persona che è innocente si rovini la vita, perché ho la vita rovinata. Catania, 3 giovani arrestati, compreso un minore di 17 anni, in un'operazione antidroga dei carabinieri al quartiere Pigno. I 3 avevano allestito una piazza di spaccio e 2 di loro sono stati bloccati al termine di un inseguimento dopo che il loro scooter aveva investito l'auto dei militari. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci in studio. Rubava dalle auto lasciate incustodite temporaneamente mentre i genitori accompagnavano i figli in una scuola primaria di Catania. Denunciato un uomo di 61 anni trovato in possesso di un martello e di una chiave inglese con cui rompeva i finestrini e si impossessava di borse e altri oggetti. Il maltempo di questi giorni non ha portato via l'estate. Nel fine settimana, dicono gli esperti, le temperature dovrebbero tornare a sfiorare i 30 gradi. Insomma, l'estate non è ancora finita. Francesco Aloi. Cammino a passo svelto, oltre ricordo del tuo affetto. Lei ha appena fatto il bagno al mare, l'estate quindi non è ancora finita. Per me no, per me ancora fino a novembre, spero. Prima di partire. Settembre sta per finire, le prime piogge sono arrivate, ma questo non scoraggia i siciliani. Quando torna il bel tempo, anche senza tanto caldo e subito mare. Per me non è finita l'estate. Noi veniamo al mare, fin quando c'è il sole ce lo godiamo, anche che c'è il nuvolo, sicuramente ci sono dei momenti in cui c'è il nuvolo, c'è la pioggia e poi una se ne va. Con le piogge nel giro di pochi giorni le spiagge si erano svuotate, gli ombrelloni avevano lasciato il posto agli ombrelli. Pioggia, vento, nel Messinese è venuta giù anche la grandine. E tutte queste nuvole sul sud Italia coinvolgono anche la Sicilia per una zona di bassa pressione posizionata sul Mar Ionio, che ancora nelle prossime 24 ore spingerà parecchie nubi e ancora la possibilità di acquazzoni temporali, pure in Sicilia, specie sulla parte centro-orientale della regione. Nelle città però i solarium restano ancora montati. In Sicilia l'estate non finisce mai, si sa, e già nel fine settimana potrebbe
deve tornare il caldo. Come i temperature si sono leggermente abbassate con l'arrivo di questa bassa pressione, però guardate, verso il fine settimana col bel tempo anche le temperature torneranno su valori estivi e l'inizio di ottobre sarà di stampo più estivo che autunnale. Temperature che durante il giorno dovrebbero tornare a sfiorare i 30 gradi, soprattutto nel catanese, tra i 18 e i 20 durante la notte. In autunno gli esperti non escludono giorni di maltempo e freddo alternati a sole e caldo, un clima impazzito a cui dovremo sempre più abituarci. Ci dobbiamo aspettare di tutto. Fino a novembre e dicembre sicuramente che ancora farà un clima caldo. Le stagioni non vengono mai rispettate, l'estate dura da aprile a novembre. Per un altro tuffo al mare comunque non bisognerà aspettare la prossima estate. Andiamo al mare! Ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi torniamo con la pagina sportiva. Ed eccoci al calcio, il Catania ha perso ancora al Massimino, i rostazzurri sconfitti dal Foggia. Sentiamo Marco Carli. Catania-Foggia finisce con i tifosi della curva che urlano «Vogliamo gente che lotta». Il risultato finale, 0-2, parla di un'altra sconfitta casalinga, riflette una classifica non da Catania. Tabiani così a fine partita. Non sono per niente preoccupato, poi perché soprattutto ho visto lo spirito che volevo vedere, una squadra che è andata ad aggredire, che ha creato delle situazioni. Se la prestazione è certamente migliore rispetto a quella vista a Monopoli, i numeri parlano chiaro. 4 partite giocate, 2 sconfitte, tutte in casa, soli 2 gol segnati. E sul gioco resta sempre l'impressione di una squadra che non sa velocizzare, che gioca in orizzontale e che vive al momento sui lampi di Chiricò. Al 13° è lui a innescare una bella azione, Rocca costringe alla parata nobile dopo il cross radente di Castellini. È l'unico vero lampo di un primo tempo in cui Tabiani rivoluziona la squadra di Monopoli. 5 cambi su 11, Quaini e Castellini in difesa, Deli a centrocampo, Bocic e Sarao davanti. Non è un turnover, è questione di ottimizzare le prestazioni. È chiaro che alcuni giocatori che magari avevano fatto 2 gare verso 40-35 minuti alla fine potevano trovare magari un ritmo un po' più lento, avevano più possibilità di trovare spazi. Nella ripresa entrano Di Carmine, Zammarini e poi Marsura, oltre a Beters subito per rimpiazzare l'infortunato Olivieri. Fiammate come la traversa di Chiricò, ma poi arriva il vantaggio dei foggiani. Palla che esce dall'area, Ladinetti non chiude, Marino insacca. Qualche altra parata del portiere foggiano, nel finale Curado e Beters che favoriscono il 2-0 di Tonin. I tifosi, che avevano accolto la squadra con il solito calore, ricordando anche il povero Manuel Puglisi, non restano impassibili e fanno capire la loro delusione. A Catania, mentre si attende il gioco, non possono mancare i risultati, soprattutto al Massimino. Turno infrasettimanale per il Palermo che stasera giocherà a Venezia. Marco Gullà. Si torna in campo, la sconfitta con il Cosenza brucia ancora, ma stasera al Penso contro il Venezia il Palermo avrà una nuova occasione per il riscatto. Non ha fatto una gara agevole, il Venezia in casa non perde da 11 partite, compreso ovviamente lo scorso campionato, ma i rosanero fuori casa hanno già collezionato 2 successi e stasera proveranno a lasciarsi alle spalle lo scivolone di venerdì scorso. Ma il Venezia è una squadra importante, lo era l'anno scorso, lo è quest'anno. Hanno confermato tutti i giocatori centrali, hanno acquistato giocatori di Serie A come Altare, come Lella, come Gittiker, hanno preso giocatori dall'estero di grande qualità, dunque hanno confermato i perni centrali, hanno consolidato un lavoro sviluppato bene, che aveva già una base molto importante l'anno scorso, dunque è una squadra che ha tutte le caratteristiche per essere protagonista in categoria, ha fisicità, qualità tecnica, organizzazione. E dunque, sapendo tutte queste caratteristiche, siamo anche noi curiosi di vedere come andremo a parametrarci a loro. Fuori Di Mariano è infortunato, il Palermo dovrebbe scendere in campo con Pigliacelli tra i pali, Matteo e Lund sulle corsie esterne, Lucioni e Ceccaroni coppia centrale, poi a centrocampo Gomez, Stulac e Segre, in avanti Insigne e Di Francesco supporteranno Brunori, fischio d'inizio alle 20:30.
E subito dopo il nostro telegiornale, spazio al calcio siciliano con anteprima corner, 30 minuti dedicati a Catania, Palermo e Messina. In primo piano la sconfitta, la seconda consecutiva in casa per i rossazzurri, e poi le ultime sull'anticipo di Serie B del Palermo, che abbiamo detto appunto gioca stasera a Venezia. Stasera poi dalle 20:45 corner nella versione estesa, tutta dedicata al Catania. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio. Il maltempo di questi giorni non ha portato via l'estate. Nel fine settimana temperature dovrebbero tornare a sfiorare i 30 gradi. Secondo gli esperti, l'estate non è ancora finita. Francesco Aloi. Cammino a passo svelto, oltre ricordo del tuo affetto. Lei ha appena fatto il bagno al mare, l'estate quindi non è ancora finita. Per me no, per me ancora fino a novembre, spero, prima di partire. Settembre sta per finire, le prime piogge sono arrivate, ma questo non scoraggia i siciliani. Quando torna il bel tempo, anche senza tanto caldo, è subito mare. Noi veniamo al mare, fin quando c'è il sole ce lo godiamo. Come temperature si sono leggermente abbassate con l'arrivo di questa bassa pressione, però guardate, verso il fine settimana col bel tempo anche le temperature torneranno su valori estivi e l'inizio di ottobre sarà di stampo più estivo che autunnale. Temperature che durante il giorno dovrebbero tornare a sfiorare i 30 gradi, soprattutto nel catanese, tra i 18 e i 20 durante la notte. In autunno gli esperti non escludono giorni di maltempo e freddo alternati a sole e caldo, un clima impazzito a cui dovremo sempre più abituarci. Ci dobbiamo aspettare di tutto. Fino a novembre e dicembre sicuramente che ancora farà un clima caldo. Le stagioni non vengono mai rispettate, l'estate dura da aprile a novembre. Per un altro tuffo al mare, comunque, non bisognerà aspettare la prossima estate. Andiamo al mare! Una coda dell'instabilità ha portato il forte temporale di questo pomeriggio che si è abbattuto su Palermo, provocando allagamenti e problemi agli automobilisti rimasti bloccati nel traffico. I vigili del fuoco sono stati impegnati per soccorrere diversi rimasti impantanati con le vetture nella zona dello Zen, dove le strade si sono trasformate in fiumi. Disagi anche nella sede della Guadagna dell'ASP di Palermo, dove le auto sono rimaste bloccate nel parcheggio, allagatosi proprio per l'intensa pioggia. Ci fermiamo, una breve pausa, poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania perde ancora al Massimino, i rossazzurri vengono sconfitti dal Foggia, appena 4 punti in 4 partite. Marco Carli. Catania-Foggia finisce con i tifosi della curva che urlano «Vogliamo gente che lotta». Il risultato finale, 0-2, parla di un'altra sconfitta casalinga, riflette una classifica non da Catania. Tabbiani così a fine partita. Non sono per niente preoccupato, poi perché soprattutto ho visto lo spirito che volevo vedere, una squadra che è andata ad aggredire, che ha creato delle situazioni. Se la prestazione è certamente migliore rispetto a quella vista a Monopoli, i numeri parlano chiaro. 4 partite giocate, 2 sconfitte, tutte in casa, soli 2 gol segnati. E sul gioco resta sempre l'impressione di una squadra che non sa velocizzare, che gioca in orizzontale e che vive al momento sui lampi di Chiricò. Al 13° è lui a innescare una bella azione, Rocca costringe alla parata nobile dopo il cross radente di Castellini. È l'unico vero lampo di un primo tempo in cui Tabbiani rivoluziona la squadra di Monopoli, 5 cambi su 11, Quaini e Castellini in difesa, Deli a centrocampo, Bocic e Sarao davanti. Non è un turnover, è questione di ottimizzare le prestazioni. È chiaro che alcuni giocatori che magari avevano fatto 2 gare verso 40-35 minuti alla fine potevano trovare magari un ritmo un po' più lento, avevano più possibilità di trovare spazi. Nella ripresa entrano Di Carmi e Zammarini e poi Marsura, oltre a Beters subito per rimpiazzare l'infortunato Olivieri. Fiammate come la traversa di Chiricò, ma poi arriva il vantaggio dei foggiani. Palla che esce dall'area, Ladinetti non chiude, Marino insacca, qualche altra palla
parata del portiere foggiano, nel finale Curado e Beters che favoriscono il 2-0 di Tonin. I tifosi, che avevano accolto la squadra con il solito calore, ricordando anche il povero Manuel Puglisi, non restano impassibili e fanno capire la loro delusione. A Catania, mentre si attende il gioco, non possono mancare i risultati, soprattutto al Massimino. Ed è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'ascolto e buona serata. Buongiorno da Sicilia 24, ecco i titoli del nostro telegiornale. La tumulazione blindata di Matteo Messina Denaro al cimitero di Castelvetrano, solo pochi familiari attorno alla bara, tra cui le 2 sorelle e la figlia Lorenza. Nelle mani degli investigatori un mazzo di chiavi che potrebbe aprire un appartamento segreto del boss. È accusato di omicidio aggravato il compagno di Anna Elisa Fontana, morta ustionata. L'uomo, rimasto ferito dalle fiamme, rimane piantonato in ospedale al Civico. Stasera Pantelleria, marcia silenziosa contro la violenza. Sesso e soldi dai migranti per collocarli in Europa. Sgominata un'organizzazione internazionale. L'indagine è partita da Catania, dal caso di una minorenne straniera. 5 arresti, 7 i ricercati. Il ministro Musumeci oggi a Catania: l'Italia non ha un piano adeguato per il rischio sismico, anche i cittadini possono contribuire diventando volontari di protezione civile. A Catania ha riqualificato il Parco Madre Teresa di Calcutta, mentre Villa Bellini appare dimenticata tra lavori e degrado. La Mazzarona è in stato di abbandono, siamo dimenticati, il grido di allarme che lancia il parroco del popoloso rione di Siracusa con un post su Facebook. Ancora ben trovati da Sicilia 24. Oggi la tumulazione nel cimitero di Castelvetrano del boss Matteo Messina Denaro. Pochissime persone, i familiari stretti, l'indifferenza del paese, tutto nel racconto di Marco Gullà. Il carro funebre con all'interno la salma del boss Matteo Messina Denaro arriva al cimitero di Castelvetrano alle 8:10. Ad attenderlo ci sono i parenti strettissimi, gli altri sono tutti arrestati. Le 2 sorelle, Giovanna e Bice, le nipoti, tra cui Lorenza Guttadauro, che è stata anche la sua legale, poi la figlia Lorenza, riconosciuta proprio sul letto di morte, e infine il fratello Salvatore, che in mano ha un mazzo di fiori. L'ultimo viaggio del padrino, il carro funebre partito ieri sera dall'obitorio dell'Aquila ha viaggiato per tutta la notte attraversando l'Italia. Al cimitero arriva da strade laterali, lontano dal centro città. La tumulazione nella cappella di famiglia è durata circa mezz'ora. Alle 9 di mattina i parenti che hanno assistito all'interno del cimitero, blindatissimo per l'occasione, erano già andati via. Nessun funerale, nessun prete, una fine anonima per il boss che ha seminato morte e distruzione. Messina Denaro, tra l'altro, nelle ultime settimane, affetto da tumore al colon e dopo l'aggravarsi della malattia, avrebbe anche rinunciato al cibo e avrebbe chiesto di essere soltanto idratato. Col tumore al colon avrebbe potuto ancora convivere, anche se non per tantissimo, e quasi certamente, ma lo certificherà l'autopsia che si è svolta in queste ore, a stroncarlo potrebbe essere stato proprio il deperimento determinato dalla denutrizione. Si chiude una pagina nera per la nostra isola, ma la partita non è affatto chiusa. Gli investigatori sono ancora al lavoro per individuare chi ha protetto il boss nei suoi 30 anni di latitanza. Messina Denaro, in questa tomba, non si è portato tutti i segreti di Cosa Nostra. Molti appunti sono stati trovati nei suoi covi. C'è anche un mazzo di chiavi in mano ai Ross che appartiene ad un appartamento finora mai aperto e che potrebbe custodire altre verità sull'ex Primula Rossa. E per Felice Cavallaro, giornalista e profondo conoscitore della storia di Cosa Nostra, la borghesia mafiosa che ha coperto il boss per tanti anni va cercata tra i protagonisti della nuova economia siciliana. Eva Spampinato.
Che ci sia un pezzo di Castelvetrano, di Campobello di Mazara, di tanti luoghi del Trapanese, ma purtroppo non soltanto del Trapanese, che ancora non si rassegnano a certificare la fine della mafia, questa è cosa certa. Ne abbiamo avuto un esempio nelle chat, quando tanti muovevano così con sentimenti di condoglianze nei confronti della famiglia. Non ha dubbi Felice Cavallaro, giornalista siciliano che conosce molto bene le dinamiche mafiose nei territori di Messina Denaro. Ci sono sfide in corso nelle città che lo ospitarono, tra chi rinnega la mafia e chi la accoglie ancora. Ma Cavallaro, intervenuto a Buongiorno Sicilia, parla anche della borghesia mafiosa, dietro la quale si nasconde la nuova economia di Cosa Nostra. In questo humus si è ingrassata una certa borghesia mafiosa. L'impiegato comunale che ha fatto finta di non capire che la tessera di identità andava a una persona diversa da quella che aveva davanti, l'eolico, il fotovoltaico, cioè tutte le attività moderne, un'economia che scopre il nuovo, scopre il bio. Il capitolo conclusivo della storia di Matteo Messina Denaro si chiude con un finale aperto, un giallo, un mazzo di chiavi e la figlia ritrovata che acquisisce il nome, anzi il cognome del padre. Un mazzo di chiavi che non si sa quali porte, quali cancelli, quali cassaforte possono aprire. Finora, a tanti mesi dall'arresto, il tesoro non è stato trovato e temo che qualcuno cercherà di nasconderlo a lungo. In fondo anche la scelta che ha compiuto la figlia di Matteo Messina Denaro, Lorenza, che tutti avevamo pensato potesse diventare un modello, non per rinnegare il padre, ma almeno per indicare ai suoi coetanei la strada giusta, la strada dritta da percorrere e quindi non quella mafiosa. Poi invece è andata in ospedale all'Aquila, ha chiesto di diventare una Messina Denaro. Con la morte di Annalisa Fontana si è aggravata la posizione del compagno Orazio Bronzolino. Il GIP del Tribunale di Marsala ha emesso infatti un ordine di custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio aggravato. Intanto però rimane piantonato all'ospedale civico, ancora ferito dalle fiamme. Questa sera poi Pantelleria ricorderà con una marcia la donna. Laura Spanò. Per Orazio Bronzolino, l'operaio edile palermitano di 52 anni che nella notte tra venerdì e sabato scorso ha dato fuoco alla compagna Annalisa Fontana di 48 anni di Pantelleria, il GIP del Tribunale di Marsala ha disposto la misura cautelare in carcere. Bronzolino è chiamato a rispondere di omicidio aggravato. L'uomo, rimasto gravemente ferito al volto dal ritorno di fiamma e ha riportato ustioni di terzo grado anche a un ginocchio, al momento si trova piantonato dai carabinieri al civico di Palermo nel reparto ustioni. Le sue condizioni sarebbero in via di miglioramento, si attende che il gonfiore alle palpebre si attenui per capire se l'uomo riporterà conseguenze alla vista. Per le ustioni invece al ginocchio non ci sarebbero problemi. La compagna Annalisa Fontana è deceduta dopo 3 giorni di agonia per le gravissime ustioni riportate sul 90% del corpo. Anche lei era stata ricoverata al secondo reparto di rianimazione Grandi Ustioni del civico di Palermo, dove però lunedì attorno a mezzogiorno è morta. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Dalle indagini condotte dai carabinieri è emerso che Onofrio Bronzolino, al culmine di una lite con la donna, le avrebbe versato addosso del liquido infiammabile, appiccando poi il fuoco e trasformando la vittima in una torcia umana. Tra i due pare però non ci sarebbero stati precedenti di maltrattamenti o di altri episodi di violenza. E intanto stasera alle 20:30 con partenza da Piazza Cavour si terrà una marcia silenziosa contro questo ennesimo episodio di violenza sulle donne. L'ha organizzata l'amministrazione comunale di Pantelleria guidata dal sindaco Fabrizio D'Ancona. Sarà una marcia senza alcun colore politico e a cui sono stati invitati tutti gli isolani. Sesso in cambio del viaggio della speranza. A Catania è stato sgominato un gruppo criminale che gestiva i viaggi dei migranti in Europa, cioè le operative in Africa, Italia e Francia. Eva Spampinato. Una vera e propria agenzia di viaggi per stranieri, anzi per migranti, che volevano lasciare l'Africa per andare in Europa. Ma il costo del biglietto era molto alto e in alcuni casi non era nemmeno quantificabile in termini economici, perché la merce di scambio era il sesso. La polizia di Catania e di Genova ha arrestato una banda internazionale che organizzava i viaggi in cambio di denaro, ma anche di prestazioni sessuali. Nelle conversazioni intercettate, infatti, i criminali si scambiavano pareri sulla bellezza e sul fisico
drammatico delle migranti. Libia, Guinea, Costa d'Avorio, Tunisia e Marocco, Genova, Torino, Asti, Cuneo e Ventimiglia le città di riferimento della banda. Da 200 a 1.200 euro il prezzo del biglietto. In pratica l'organizzazione era in grado di garantire al profugo la realizzazione del suo progetto, dal paese di origine a quello di destinazione, passando per città di solo transito come in Italia. Treni, auto, bus, tutti i mezzi necessari per gli spostamenti venivano messi a disposizione, inclusi documenti falsi. Il migrante veniva seguito da vicino dallo spostamento dal centro cui veniva affidato in accoglienza dallo Stato italiano fino al luogo dello sconfinamento. Veniva offerta anche ospitalità e poi la presa in carico da parte di alcuni membri della organizzazione una volta raggiunta la Francia. Le indagini sono partite dalla Sicilia seguendo una minorenne arrivata ad Augusta nel 2021. La ragazza, che si trovava in un centro del Catanese, era fermamente intenzionata a raggiungere la Francia seguendo le indicazioni avute in Libia. Il terremoto ai Campi Flegrei ripropone il tema della fragilità del territorio nazionale e la Sicilia, naturalmente isola particolarmente a rischio sismico. Al convegno per i 100 anni dell'Ordine degli Ingegneri anche il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, che ha sentito per noi Lorena Dolci. La terra trema ai Campi Flegrei, ricordando ancora una volta che l'Italia è un territorio vulnerabile e spesso devastato da terremoti, frane e crisi idriche. Dopo la spinta emotiva della catastrofe si spengono i riflettori, ha detto il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, ospite al Congresso Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri che festeggia 100 candeline a Catania. La nostra isola è particolarmente esposta al rischio frane, al rischio idrogeologico, senza parlare del rischio vulcanico e di quello sismico. C'è bisogno di programmazione, c'è bisogno di semplificare le procedure, questo a livello nazionale. Naturalmente abbiamo già lavorato a un disegno di legge per le ricostruzioni e stiamo lavorando a un disegno di legge per un piano nazionale di mitigazione del rischio sismico. Accanto all'impegno del governo serve però l'impegno di tutti, anche dei cittadini. Ma è la gente soprattutto che deve diventare volontario di protezione civile. Ogni cittadino deve capire che non serve affidarsi al fato. Prevenzione che parte dalle scuole. Il piano prevede anche un'ora settimanale di educazione al rischio. Il ministro respinge poi le polemiche sulla proposta di condono arrivata sul tavolo del governo. Se una finestra costituisce un abusivismo perché è allargata 10 cm rispetto al progetto, io sono perché quella finestra venga sanata. È chiaro che se parliamo di ville costruite in riva al mare o sul greto di un fiume o in zone di assoluto rispetto, no, lì ci vuole la ruspa. Prima di lui in videoconferenza i ministri Urso del Made in Italy e quello delle infrastrutture Salvini, che di fronte alla platea degli ingegneri ha ribadito il cronoprogramma sul ponte. Inizio cantiere estate 2024, primo treno nel 2032. Adesso ci fermiamo, una brevissima pausa e torniamo tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Eccezionale intervento maxillofacciale all'ospedale San Marco di Catania, grazie al quale una ragazza di 16 anni che non aveva mai potuto aprire la bocca a causa della sindrome genetica di Nager, tra le più rare al mondo, potrà cominciare a parlare e mangiare regolarmente. Si tratta del primo intervento in Sicilia eseguito mirabilmente da un'equipe medica nata dalla collaborazione tra Nord e Sud con i chirurghi più esperti in Italia, in particolare Alberto Bianchi, professore di chirurgia maxillofacciale al Policlinico San Marco di Catania, e Massimo Robioni, direttore della clinica maxillofacciale dell'ospedale universitario di Udine. Verde pubblico, gioie e dolori per i catanesi. Da un lato si riconsegna alla città il riqualificato Parco Madre Teresa di Calcutta, mentre dall'altro si registra la parabola discendente della Villa Bellini, ancora oggetto di lavori e sempre nel degrado. Tonino De Mana.
Degrado e riqualificazione, riqualificazione e degrado. È sempre il verde pubblico l'osservato speciale, anche se a volte è la gradazione del verde stesso a fare la differenza. E mentre il sindaco trentino, accompagnato dagli assessori Parisi e Tomarchio, riconsegnava alla città il parco Madre Teresa di Calcutta, alla presenza di molti residenti cittadini, altri cittadini, questa volta di passaggio, segnalavano lo stato di abbandono di Villa Bellini, tra l'altro oggetto di lavori che dovevano essere consegnati il 31 maggio scorso. Ed invece ci sono ancora gli operai, ma anche le fontane a secco distrutte dai vandali e questa struttura fatiscente che viene adibita a bagno pubblico o in privé per incontri occasionali. Nel frattempo il polmone verde di Catania somiglia ad un enorme cespuglio che nasconde rifiuti di ogni tipo, in bella mostra piatti e pasta, con i bocchettoni del servizio antincendio circondati dalla vegetazione che a sua volta ricopre quasi il volto di Vincenzo Bellini. Sembra quasi nascondersi il cigno catanese davanti ad un simile degrado. E poi c'è il rischio alberi, alcuni pericolanti e fluttuanti, sulle teste di tutti. Bisogna stare attenti perché c'è qualche albero che magari sembra un po' pericolante, quindi non è proprio molto rilassante. Bisogna guardarsi un po' attorno. Se tutto va bene, se non c'è vento si sta tranquillo, se c'è vento pericolo c'è. Il sindaco trentino prende atto della situazione. Su questo abbiamo già programmato, credo che ci sia un intervento di un paio di milioni di euro, non vorrei dire una di 2 milioni di euro proprio su Villa Bellini per mettere in sicurezza e nello stesso tempo per risistemare e riqualificare alcune aree a verde. Il volto del primo cittadino cambia espressione quando, con una punta d'orgoglio, consegna il parco Madre Teresa di Calcutta. È semplicemente un ulteriore passo perché mi auguro che siano tanti altri, visto che già sono 15 gli interventi programmati come questi, le inaugurazioni che faremo dello stesso genere nell'ambito di una progressiva trasformazione della città che in effetti ci consenta di raggiungere quell'obiettivo Catania 2030 che tutti auspichiamo come meta per un traguardo che faccia essere i nostri figli orgogliosi della loro identità catanese. La Mazzarona in stato di abbandono, siamo dimenticati. Il grido d'allarme è lanciato dal parroco del popoloso rione Mazzarona, appunto di Siracusa. Strade sporche, al buio e poco sicure. Abbiamo incontrato Francesco Aloi. Secondo lei il quartiere è abbandonato? Sì, abbastanza abbandonato. Di sporcizia, di tope. Cosa c'è che non va? Tutto. Non va tutto, perché i palazzi non sanno bene non conto. Chi abita la Mazzarona risponde così. Il parroco del difficile rione di Siracusa sui social lancia un allarme. Il quartiere è abbandonato, tutto il mondo progredisce, la Mazzarona no, scrive. Siamo fermi, perché qua siamo dimenticati, perché siamo una periferia abbandonata. È come se noi non esistessimo, insomma. Per padre Antonio, i 20.000 residenti del quartiere sono considerati cittadini di seconda categoria. Questo edificio in via Algeri fino a qualche anno fa ospitava una scuola, poi trasferita ad 1 chilometro da qui. Oggi si presenta così. I carabinieri hanno aperto un punto denunce, un significato importante in un quartiere dove spesso regna l'illegalità, ma questo per il parroco non basta. Io chiedo sempre i controlli, perché i controlli non servono per sopprimere, i controlli servono per educare. La notte non solo, alcune strade si trasformano in circuito, le impennate, in molti vanno in moto senza casco, in 3 o 4 sullo stesso scooter. Alcune strade sono totalmente al buio. Questa è via Foti che porta alla parrocchia. Ci sono lampadine che da anni non accendono. Per quale motivo? Perché nessuno controlla. Non basta mai qualcuno che toglie l'erba dalle strade e poi è diventato ricettacolo di immondizie, perché qui fanno la raccolta delle immondizie. Serve più attenzione per la Mazzarona, ripete più volte il parroco, che usa parole forti contro la politica. Vengono qui solo per la campagna elettorale, dice.
La medicina, protagonista della puntata di approfondimento di Sicilia 24 Focus. Colesterolo cattivo è l'argomento, i livelli alti di LDL sono molto rischiosi per la salute. Diagnosi, cure, prevenzione e nuovi farmaci. Dunque si parlerà di questo alle 14.30 sulla nostra rete. Ospite di Adelaide Barbagallo il professore Roberto Scicali, responsabile del centro ipercolesterolemia dell'ospedale Garibaldi Inesima di Catania. Inviate le vostre domande con un messaggio WhatsApp al 342 7455 005, la diretta su Telecolor ma anche su lasiciliaweb.it subito dopo il telegiornale. Pausa e torniamo con il calcio. Siamo in chiusura di telegiornale con il calcio. Il Palermo riscatta la sconfitta casalinga con il Cosenza e torna vittorioso da Venezia grazie a una tripletta di Brunori. Sentiamo Marco Gullà. Del primo tempo, sempre con Poyampalo, 1-1. Ripresa, il Venezia attacca, il Palermo si difende, Poyampalo sfiora il raddoppio. Allora dopo un miracolo di Joronen, ancora Brunori fa centro, che attaccano senza incidere, così ancora Brunori, servito perfettamente da Mancuso, tira un piattone che si insacca sulla rete, lasciando immobile il portiere veneziano. 3-1 e 3 punti d'oro per i siciliani. I ragazzi si sono preparati bene a questa partita, avevamo già fatto una grande prestazione col Cosenza che meritava un risultato diverso. Ero anch'io curioso di vedere come avremmo reagito alla sconfitta e la prestazione è stata una prestazione importante, gagliarda, con coraggio, con personalità, siamo stati aggressivi, siamo sempre riusciti a ripartire e quando avevamo la palla facevamo le nostre cose. Comunque sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi. Palermo al momento secondo in classifica in attesa delle altre sfide di B in programma stasera. In Serie C Catania e Messina invece si preparano alla prossima giornata di campionato. Il servizio è di Francesco Triolo. Occorre far tornare i conti. Al Catania serve di più in termini di gioco, concretezza e personalità. A dirlo è stata la partita col Foggia, adesso i rossazzurri dovranno riscattarsi in una trasferta insidiosa e per nulla agevole, quella di Caserta. Una gara da affrontare nel modo giusto in termini di intensità e aggressività, quelle che non sono mancate per larghi tratti della sfida di lunedì, ma che devono essere costanti. Per questo sarà importante l'approccio. Sappiamo che è un campo ostico, sappiamo pure che davanti c'hanno degli ottimi giocatori, però noi dobbiamo dare di tutto e sicuramente daremo tutto per portare a casa una vittoria. La Casertana arriverà al match contro il Catania reduce dal pareggio di Potenza, ma soprattutto con 90 minuti in più nelle gambe in questa settimana, visto che stasera recupera la partita della prima giornata di campionato contro il Monopoli, rinviata dopo il ripescaggio avvenuto ufficialmente solo a fine agosto. Sinora la squadra cangelosi ha pareggiato le 3 gare disputate, compresa quella con la capolista Juve Stabia, mostrando una buona qualità della rosa, arricchita dagli ex rossazzurri Curcio e Calapai. Il Messina si prepara ad un autentico tour de force nel mese di ottobre, 8 gare in 29 giorni. Si comincia domenica contro l'Avellino, quindi la gara di Coppa a Catania, ancora Sorrento, Casertano e Giuliano, gare ogni 3 giorni che diranno tanto sulle ambizioni della squadra di Modica che domani a Santa Lucia del Mela disputerà un amichevole contro l'Igea Virtus. E piove sul bagnato per il Catania, oltre alla sconfitta casalinga con il Foggia. La squadra etnea ha perso per infortunio il portiere Livieri. Scusate. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto l'estremo difensore ha evidenziato una lesione muscolare. E con questa notizia finisce questa edizione di Sicilia 24, sempre che la conduttrice riesca a farlo. Vi auguro comunque un buon proseguimento di giornata. Buonasera da Sicilia 24, i titoli. Le nostre telecamere in esclusiva dentro l'hotspot di Lampedusa che ha accolto recentemente migliaia di migranti. Dopo mesi di sovraffollamento adesso si è svuotato.
Sesso e soldi dai migranti per collocarli in Europa, sgominata un'organizzazione internazionale. L'indagine è partita a Catania dal caso di una minorenne straniera, 5 arresti e 7 ricercati. Sepoltura blindata al cimitero di Castelvetrano per Matteo Messina Denaro. Solo pochi familiari attorno alla bara. Proseguono le indagini sui pizzini trovati. Nelle mani degli investigatori anche un misterioso mazzo di chiavi. Al San Marco di Catania un eccezionale intervento chirurgico, primo in Sicilia, regala l'apertura della bocca dopo 16 anni ad una ragazzina nata con una rara malformazione. Il ministro Musumeci: l'Italia non ha un piano adeguato per il rischio sismico, anche i cittadini possono contribuire diventando volontari della protezione civile. Catania ha riqualificato il parco Madre Teresa di Calcutta, mentre Villa Bellini appare dimenticata tra lavori e degrado. Bentrovati a Sicilia 24. In apertura vi portiamo dentro l'hotspot di Lampedusa, in esclusiva le immagini girate dalle nostre telecamere all'interno del centro che ha accolto recentemente migliaia di migranti. Dopo mesi di sovraffollamento adesso si è svuotato. Luca Ciliberti. All'interno dell'hotspot di Contrada Embriacola, queste sono delle immagini esclusive che vi stiamo proponendo perché in questo hotspot non si entra facilmente. In questo momento all'interno di questo centro di accoglienza che nelle scorse settimane ha ospitato tra entrate e trasferimenti addirittura anche 11.000 migranti, non ci sono persone e in questo momento all'interno non c'è nessuno per una serie di casualità che si sono verificate. Primo tra tutti appunto il maltempo, la macchina dei trasferimenti che nel frattempo ha funzionato a dovere. Ecco, in questo momento vedete è in funzione il servizio di bonifica, si sta ripulendo tutto l'hotspot. Qua ci sono i sacchi della spazzatura, alcuni dei sacchi, molti sono già stati portati via. E guardate invece qui, queste sono una delle tante tende della Croce Rossa che ha ospitato insomma in questi giorni e che continua a ospitare laddove dovessero arrivare i migranti appunto tutti coloro che hanno bisogno di aiuto e riconoscimento. Possiamo entrare, ecco, lo facciamo con le nostre telecamere, dentro uno degli alloggi che in questi giorni ha ospitato i migranti proprio qui al centro di accoglienza. Vedete, questi sono dei letti che all'occorrenza possono diventare addirittura a 3 livelli, quindi insomma la capienza di 800 persone che diciamo normalmente possono essere come dire, ospitate in questo centro possono diventare fino a 2400 persone in varie situazioni. Certo è che in qualche modo c'è una grande sofferenza quando ovviamente questi numeri aumentano e diventano molto più alti, così come abbiamo detto sono arrivati in alcuni casi proprio nelle scorse settimane anche a 11.000 persone tra entrate e trasferimenti. Beh, rimaniamo in tema di migranti. Sesso in cambio del viaggio cosiddetto della speranza. A Catania è stato sgominato un gruppo criminale che gestiva i viaggi dei migranti in Europa, cellule operative in Africa, Italia e Francia. Eva Spampinato. Una vera e propria agenzia di viaggi per stranieri, anzi per migranti, che volevano lasciare l'Africa per andare in Europa. Ma il costo del biglietto era molto alto e in alcuni casi non era nemmeno quantificabile in termini economici perché la merce di scambio era il sesso. La polizia di Catania e di Genova ha arrestato una banda internazionale che organizzava i viaggi in cambio di denaro, ma anche di prestazioni sessuali. Nelle conversazioni intercettate, infatti, i criminali si scambiavano pareri sulla bellezza e sul fisico delle migranti. Libia, Guinea, Costa d'Avorio, Tunisia e Marocco, Genova, Torino, Asti, Cuneo e Ventimiglia le città di riferimento della banda. Da 200 a 1.200 euro il prezzo del biglietto. In pratica l'organizzazione era in grado di garantire al profugo la realizzazione del suo progetto, dal paese di origine a quello di destinazione, passando per città di solo transito come in Italia. Treni, auto, bus, tutti i mezzi necessari per gli spostamenti venivano messi a disposizione, inclusi documenti falsi. Il migrante veniva seguito da vicino
Fiumicino dallo spostamento dal centro, cui veniva affidato in accoglienza dallo Stato italiano, fino al luogo dello sconfinamento. Veniva offerta anche ospitalità e poi la presa in carico da parte di alcuni membri della organizzazione una volta raggiunta la Francia. Le indagini sono partite dalla Sicilia seguendo una minorenne arrivata ad Augusta nel 2021. La ragazza, che si trovava in un centro del Catanese, era fermamente intenzionata a raggiungere la Francia seguendo le indicazioni avute in Libia. Sepoltura blindata al cimitero di Castelvetrano per Matteo Messina Denaro. Solo pochi familiari attorno alla bara, tra cui 2 sorelle e la figlia Lorenza. Marco Gullà. Il carro funebre con all'interno la salma del boss Matteo Messina Denaro arriva al cimitero di Castelvetrano alle 8:10. Ad attenderlo ci sono i parenti strettissimi, gli altri sono tutti arrestati. Le 2 sorelle, Giovanna e Bice, le nipoti, tra cui Lorenza Guttadauro, che è stata anche la sua legale, poi la figlia Lorenza, riconosciuta proprio sul letto di morte, e infine il fratello Salvatore, che in mano ha un mazzo di fiori. L'ultimo viaggio del padrino, il carro funebre partito ieri sera dall'obitorio dell'Aquila ha viaggiato per tutta la notte attraversando l'Italia. Al cimitero arriva da strade laterali, lontano dal centro città. La tumulazione nella cappella di famiglia è durata circa mezz'ora. Alle 9 di mattina i parenti che hanno assistito all'interno del cimitero, blindatissimo per l'occasione, erano già andati via. Nessun funerale, nessun prete, una fine anonima per il boss che ha seminato morte e distruzione. Messina Denaro, tra l'altro, nelle ultime settimane, affetto da tumore al colon e dopo l'aggravarsi della malattia, avrebbe anche rinunciato al cibo e avrebbe chiesto di essere soltanto idratato. Col tumore al colon avrebbe potuto ancora convivere, anche se non per tantissimo, e quasi certamente, ma lo certificherà l'autopsia che si è svolta in queste ore, a stroncarlo potrebbe essere stato proprio il deperimento determinato dalla denutrizione. Si chiude una pagina nera per la nostra isola, ma la partita non è affatto chiusa. Gli investigatori sono ancora al lavoro per individuare chi ha protetto il boss nei suoi 30 anni di latitanza. Messina Denaro, in questa tomba, non si è portato tutti i segreti di Cosa Nostra. Molti appunti sono stati trovati nei suoi covi. C'è anche un mazzo di chiavi in mano ai Ross che appartiene ad un appartamento finora mai aperto e che potrebbe custodire altre verità sull'ex Primula Rossa. Per il giornalista Felice Cavallaro, profondo conoscitore della storia di Cosa Nostra, la borghesia mafiosa che ha coperto il boss per tanti anni va cercata tra i protagonisti della nuova economia siciliana. Eva Spampinato. Che ci sia un pezzo di Castelvetrano, di Campobello di Mazara, di tanti luoghi del Trapanese, ma purtroppo non soltanto del Trapanese, che ancora non si rassegnano a certificare la fine della mafia, questa è cosa certa. Ne abbiamo avuto un esempio nelle chat, quando tanti muovevano così con sentimenti di condoglianze nei confronti della famiglia. Non ha dubbi Felice Cavallaro, giornalista siciliano che conosce molto bene le dinamiche mafiose nei territori di Messina Denaro. Ci sono sfide in corso nelle città che lo ospitarono, tra chi rinnega la mafia e chi la accoglie ancora. Ma Cavallaro, intervenuto a Buongiorno Sicilia, parla anche della borghesia mafiosa, dietro la quale si nasconde la nuova economia di Cosa Nostra. In questo humus si è ingrassata una certa borghesia mafiosa. L'impiegato comunale che ha fatto finta di non capire che la tessera di identità andava a una persona diversa da quella che aveva davanti, l'eolico, il fotovoltaico, cioè tutte le attività moderne, un'economia che scopre il nuovo, scopre il bio. Il capitolo conclusivo della storia di Matteo Messina Denaro si chiude con un finale aperto, un giallo, un mazzo di chiavi e la figlia ritrovata che acquisisce il nome, anzi il cognome del padre. Un mazzo di chiavi che non si sa quali porte, quali cancelli, quali cassaforte possono aprire. Finora, a tanti mesi dall'arresto, il tesoro non è stato trovato e temo che qualcuno cercherà di nasconderlo a lungo. In fondo anche la scelta che ha compiuto la figlia di Matteo Messina Denaro, Lorenza, che tutti avevamo pensato potesse diventare un modello, non per rinnegare il padre, ma almeno per indicare ai suoi coetanei la strada giusta, la strada dritta da percorrere e quindi non quella mafiosa. Poi invece è andata in ospedale all'Aquila, ha chiesto di diventare una Messina Denaro.
Con la morte di Annalisa Fontana si è aggravata la posizione del compagno Orazio Bronzolino. Il GIP del Tribunale di Marsala ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio aggravato. Intanto però rimane piantonato in ospedale al Civico, poi più tardi a Pantelleria ci sarà anche una fiaccolata. Laura Spanò. Per Orazio Bronzolino, l'operaio edile palermitano di 52 anni che nella notte tra venerdì e sabato scorso ha dato fuoco alla compagna Annalisa Fontana di 48 anni di Pantelleria, il GIP del Tribunale di Marsala ha disposto la misura cautelare in carcere. Bronzolino è chiamato a rispondere di omicidio aggravato. L'uomo, rimasto gravemente ferito al volto dal ritorno di fiamma e ha riportato ustioni di terzo grado anche a un ginocchio, al momento si trova piantonato dai carabinieri al Civico di Palermo nel reparto ustioni. Le sue condizioni sarebbero in via di miglioramento, si attende che il gonfiore alle palpebre si attenui per capire se l'uomo riporterà conseguenze alla vista. Per le ustioni invece al ginocchio non ci sarebbero problemi. La compagna Annalisa Fontana è deceduta dopo 3 giorni di agonia per le gravissime ustioni riportate sul 90% del corpo. Anche lei era stata ricoverata al secondo reparto di rianimazione grandi ustioni del Civico di Palermo, dove però lunedì attorno a mezzogiorno è morta. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Dalle indagini condotte dai carabinieri è emerso che Onofrio Bronzolino, al culmine di una lite con la donna, le avrebbe versato addosso del liquido infiammabile, appiccando poi il fuoco e trasformando la vittima in una torcia umana. Tra i due pare però non ci sarebbero stati precedenti di maltrattamenti o di altri episodi di violenza. Al San Marco di Catania un eccezionale intervento di chirurgia maxillofacciale, primo in Sicilia, ha regalato l'apertura della bocca dopo 16 anni ad una ragazza nata con una malformazione, si chiama sindrome di Nager. Giusy Lazzara. Per 16 anni la catanese Aurora non si è mai arresa. Una sindrome terribile, quella di Nager, che fin dalla nascita non le ha permesso di articolare la mandibola e aprire la bocca. Oggi un intervento eccezionale di chirurgia maxillofacciale nell'ospedale San Marco di Catania le ha fatto cominciare una nuova vita di parole, sorrisi, cibi solidi e tutto quello a cui ha dovuto rinunciare nel corso degli anni. È una ragazzina meravigliosa, è una ragazzina di 16 anni che frequenta un liceo catanese, la famiglia catanese, una famiglia di genitori meravigliosi che l'accompagnarono quando la bimba aveva 2 anni e mezzo, 2 anni e pochi mesi a Bologna, dove io feci i primi interventi. Si tratta del primo caso in Sicilia di questo genere, sono 6 in tutta Italia, straordinariamente complicato, che ha richiesto mesi e mesi di studio preventivo affinché tutto andasse per il meglio. È una tipologia di intervento estremamente raro e per la rarità della sindrome di cui la ragazzina è affetta e perché le protesi che sono state applicate bilateralmente a questa ragazzina sono protesi che richiedono uno studio e una realizzazione estremamente complessa. E i genitori, mamma Chetti e papà Gaetano, sempre accanto a lei, continuano a sostenerla e a incoraggiarla. Da adesso il loro percorso prosegue con la certezza di non dover più allontanarsi per offrire le cure più giuste alla loro figlia e restare a Catania. Per me è anche una grande soddisfazione perché oggi al San Marco di Catania, sotto il profilo anestesiologico, rianimatorio, di personale, di tecnologia, di sala operatoria, possiamo, credo, essere molto contenti. Il terremoto ai Campi Flegrei ripropone il tema della fragilità del territorio nazionale. La Sicilia è particolarmente a rischio. Alla riunione, al convegno per i 100 anni dell'Ordine degli Ingegneri, il ministro della Protezione Civile Musumeci dice che occorre un piano adeguato. Ogni cittadino deve diventare volontario di protezione civile. Lorena Dolci. La terra trema ai Campi Flegrei, ricordando ancora una volta che l'Italia è un territorio vulnerabile e spesso devastato da terremoti, frane, crisi idriche. Dopo la spinta emotiva della catastrofe si spengono i riflettori, ha detto il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, ospita al Congresso Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri che festeggia 100 candeline a Catania. La nostra isola è particolarmente esposta al rischio frane, al rischio idrogeologico, senza parlare del rischio vulcanico e di quello sismico. C'è bisogno di programmazione, c'è bisogno di semplificare le procedure, questo a livello nazionale naturalmente,
Abbiamo già lavorato a un disegno di legge per le ricostruzioni e stiamo lavorando a un disegno di legge per un piano nazionale di mitigazione del rischio sismico. Accanto all'impegno del governo serve però l'impegno di tutti, anche dei cittadini. Ma è la gente soprattutto che deve diventare volontario di protezione civile. Ogni cittadino deve capire che non serve affidarsi al fato. Prevenzione che parte dalle scuole. Il piano prevede anche un'ora settimanale di educazione al rischio. Il ministro respinge poi le polemiche sulla proposta di condono arrivata sul tavolo del governo. Se una finestra costituisce un abusivismo perché è allargata 10 cm rispetto al progetto, io sono perché quella finestra venga sanata. È chiaro che se parliamo di ville costruite in riva al mare o sul greto di un fiume o in zone di assoluto rispetto, no, lì ci vuole la ruspa. Prima di lui in videoconferenza i ministri Urso del Made in Italy e quello delle infrastrutture Salvini, che di fronte alla platea degli ingegneri ha ribadito il cronoprogramma sul ponte. Inizio cantiere estate 2024, primo treno nel 2032. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Eccoci rientrati in studio. Sullo Stromboli è in corso un trabocco lavico alimentato da una bocca dell'area craterica nord. Lo rende noto l'INGV, Osservatorio Etneo. Al momento il trabocco rimane confinato nella parte alta della sciara del fuoco. Dal punto di vista sismico, nelle ultime 24 ore l'ampiezza media attualmente si attesta a livello alto. Il trabocco lavico segue una esplosione di forte intensità definita maggiore per via dell'energia rilasciata che si è verificata lo scorso lunedì. E adesso parliamo di verde pubblico a Catania. È stato riqualificato Parco Madre Teresa di Calcutta, ancora lavori invece alla Villa Bellini che fatica a tornare agli antichi splendori. Tonino De Mana. Degrado e riqualificazione e degrado. È sempre il verde pubblico l'osservato speciale, anche se a volte è la gradazione del verde stesso a fare la differenza. E mentre il sindaco Trantino, accompagnato dagli assessori Parisi e Tomarchio, riconsegnava alla città il parco Madre Teresa di Calcutta, alla presenza di molti residenti cittadini, altri cittadini, questa volta di passaggio, segnalavano lo stato di abbandono di Villa Bellini, tra l'altro oggetto di lavori che dovevano essere consegnati il 31 maggio scorso. Ed invece ci sono ancora gli operai, ma anche le fontane a secco distrutte dai vandali e questa struttura fatiscente che viene adibita a bagno pubblico o in privé per incontri occasionali. Nel frattempo il polmone verde di Catania somiglia ad un enorme cespuglio che nasconde rifiuti di ogni tipo, in bella mostra piatti e pasta, con i bocchettoni del servizio antincendio circondati dalla vegetazione che a sua volta ricopre quasi il volto di Vincenzo Bellini. Sembra quasi nascondersi il cigno catanese davanti ad un simile degrado. E poi c'è il rischio alberi, alcuni pericolanti e fluttuanti, sulle teste di tutti. Bisogna stare attenti perché c'è qualche albero che magari sembra un po' pericolante, quindi non è proprio molto rilassante. Bisogna guardarsi un po' attorno. Se tutto va bene, se non c'è vento si sta tranquillo, se c'è vento pericolo c'è. Il sindaco Trantino prende atto della situazione. Su questo abbiamo già programmato, credo che ci sia un intervento di un paio di milioni di euro, non vorrei dire una di 2 milioni di euro proprio su Villa Bellini per mettere in sicurezza e nello stesso tempo per risistemare e riqualificare alcune aree a verde. Il volto del primo cittadino cambia espressione quando, con una punta d'orgoglio, consegna il parco Madre Teresa di Calcutta. È semplicemente un ulteriore passo perché mi auguro che siano tanti altri, visto che già sono 15 gli interventi programmati come questi, le inaugurazioni che faremo dello stesso genere nell'ambito di una progressiva trasformazione della città che in effetti ci consenta di raggiungere quell'obiettivo Catania 2030 che tutti auspichiamo come meta per un traguardo che faccia essere i nostri figli orgogliosi della loro identità catanese. Breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Palermo riscatta la sconfitta casalinga con il Cosenza e torna vittorioso da Venezia. Tripletta di Brunori e Rosanero fanno festa. Marco Gullà.
Primo tempo, sempre con Poyampalo, 1-1. Ripresa, il Venezia attacca, il Palermo si difende, Poyampalo sfiora il raddoppio. Allora dopo un miracolo di Joronen, ancora Brunori fa centro, correggendo in rete un colpo di testa di Lucioni e 2-1 Palermo. Cambia ancora la partita, i veneti attaccano senza incidere, così ancora Brunori tira veneziano. 3-1 e 3 punti d'oro per i siciliani. I ragazzi si sono preparati bene a questa partita, avevamo già fatto una grande prestazione col Cosenza che meritava un risultato diverso, ero anch'io curioso di vedere come avremmo reagito alla sconfitta e la prestazione è stata una prestazione importante, gagliarda, con coraggio, con personalità, siamo stati aggressivi, siamo sempre riusciti a ripartire e quando avevamo la palla facevamo le nostre cose. Comunque sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi. Palermo al momento secondo in classifica in attesa delle altre sfide di B in programma stasera. E in Serie C Catania e Messina si preparano alla prossima giornata di campionato. I rossazzurri di Scena Caserta devono riscattare la sconfitta col gol Foggia, mentre i peloritani riceveranno l'Avellino con l'obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale. Francesco Triolo. Occorre far tornare i conti. Al Catania serve di più in termini di gioco, concretezza e personalità. A dirlo è stata la partita col Foggia, adesso i rossazzurri dovranno riscattarsi in una trasferta insidiosa e per nulla agevole, quella di Caserta. Una gara da affrontare nel modo giusto in termini di intensità e aggressività, quelle che non sono mancate per larghi tratti della sfida di lunedì, ma che devono essere costanti. Per questo sarà importante l'approccio. Sappiamo che è un campo ostico, sappiamo pure che davanti c'hanno degli ottimi giocatori, però noi dobbiamo dare di tutto e sicuramente daremo tutto per portare a casa una vittoria. La Casertana arriverà al match contro il Catania reduce dal pareggio di Potenza, ma soprattutto con 90 minuti in più nelle gambe in questa settimana, visto che stasera recupera la partita della prima giornata di campionato contro il Monopoli, rinviata dopo il ripescaggio avvenuto ufficialmente solo a fine agosto. Sinora la squadra cangelosi ha pareggiato le 3 gare disputate, compresa quella con la capolista Juve Stabia, mostrando una buona qualità della rosa, arricchita dagli ex rossazzurri Curcio e Calapai. Il Messina si prepara ad un autentico tour de force nel mese di ottobre, 8 gare in 29 giorni. Si comincia domenica contro l'Avellino, quindi la gara di Coppa a Catania, ancora Sorrento, Casertano e Giuliano, gare ogni 3 giorni che diranno tanto sulle ambizioni della squadra imodica che domani a Santa Lucia del Mela disputerà un amichevole contro l'Igea Virtus. Piove sul bagnato per il Catania, oltre alla sconfitta casalinga con il Foggia, la squadra etnea ha perso per infortunio il portiere Livieri. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto l'estremo difensore ha evidenziato una lesione muscolare. Le condizioni di Livieri verranno valutate nelle prossime settimane. E noi ci fermiamo qui e questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale. Prossimo appuntamento questa notte e poi domani alle 11:30. Grazie per averci seguito, buona serata. Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Migranti, Lampedusa commenta la stretta del governo su espulsioni, falsi minori e l'assenza di un piano europeo per l'emergenza. Oggi l'autopsia sul corpo di Anna Elisa, l'ultima vittima di femminicidio a Pantelleria in tanti alla marcia silenziosa contro la violenza sulle donne. A Sicilia 24 la storia di una giovane mamma che ha denunciato il marito violento alle altre donne, dice un errore perdonare un uomo violento non cambia. La morte della piccola Nicole, condannata a Catania in via definitiva per omicidio colposo e lesioni personali colpose, la ginecologa. Non abbiamo avuto giustizia, scusaci, scrive in un post la madre della bambina. È il crack, la nuova droga che semina morte tra i giovani a Palermo, famiglie disperate a Ballarò. L'azienda sanitaria si mobilita con un camper nel quartiere. Ponte sullo Stretto, la maggioranza di governo smentisce Salvini, niente cantieri aperti nel 2024, nessuno conferma i tempi per la realizzazione della mega infrastruttura. Mick Jagger, turista a Catania e leader dei Rolling Stones, nei suoi profili social scrive: mi sono divertito.
Calcio, il Catania prepara la sfida di Caserta, l'obiettivo per i rossazzurri è il riscatto dopo la sconfitta con il Foggia. Bentrovati a Sicilia 24, in apertura subito a Lampedusa dove per noi c'è Luca Ciliberti, situazione al momento calma nell'isola, epicentro dell'emergenza migranti dove sono arrivati a migliaia nei giorni scorsi. A te Luca. Il centro di prima accoglienza, anzi l'hotspot come è conosciuto in tutta Europa, che è alle mie spalle, l'hotspot di Lampedusa, di Contrada Imbriacola, in questo momento è vuoto. A Lampedusa nelle ultime 24 ore non sono arrivati i migranti a causa delle condizioni meteo marine avverse, dicono così i bollettini. In realtà il mare mosso non permette agli scafisti di imbarcare i migranti provenienti dal Nord Africa e quindi qui si è fermato tutto. È una tregua breve, ci assicurano ovviamente i responsabili dell'hotspot, dalla Croce Rossa a tutte le associazioni umanitarie che lavorano all'interno, perché a quanto loro in questo momento conoscono dalle notizie che hanno di prima mano, ovviamente sembra che stiano per arrivare altri barchini appunto e quindi poi saranno trasferiti i migranti qui, se ovviamente arriveranno a Lampedusa. Dicevo, una situazione surreale, perché in quest'isola in questo momento il sole e la meta di vacanza permette a tanti turisti di vivere ancora qui come se fosse stata una comunità che in realtà non lo ha mai fatto, ma non lo avverte neanche adesso. È l'emergenza che fino a una settimana fa ha portato qui 11.000 migranti. Nel frattempo la polemica è diventata tutta politica, ci sono delle azioni che il governo Meloni sta portando avanti, una stretta sui migranti approvata ieri in Consiglio dei Ministri che abbiamo sintetizzato in questo servizio. Il governo vara una nuova stretta sull'immigrazione. Il decreto approvato in Consiglio dei Ministri prevede espulsioni più facili, più controlli sui visti di ingresso e la verifica dell'età dei minori non accompagnati. Il provvedimento interviene in materia di soggetti pericolosi, come li ha definiti il ministro Piantedosi, stabilendo che i cosiddetti soggetti lungo soggiornanti, ovvero coloro che hanno un permesso di soggiorno illimitato in quanto in Italia da più di 5 anni, possano essere espulsi per motivi di ordine pubblico. Le espulsioni potranno avvenire su decisione del prefetto anche per gravi motivi di pubblica sicurezza. L'espulsione scatterà anche per chi è destinatario di una misura disposta per pericolosità sociale. Saranno inoltre potenziati i controlli sui visti al fine di scongiurare tentativi di immigrazione illegale attraverso falsi documenti. Un'altra novità è che in situazione di rilevante afflusso, se non c'è disponibilità di strutture per i minorenni, chi ha più di 16 anni potrà essere accolto su decisione del prefetto anche in centri ordinari, ma solo in via provvisoria e per non più di 90 giorni. Per verificare l'età dei migranti che dichiarano di essere minori, inoltre saranno adottate anche i rilievi antropometrici e anche radiografici, i cosiddetti raggi X. Come vedete alle mie spalle ovviamente il centro non si ferma, seppur non ci sono migranti presenti. Ci sono state le operazioni tra ieri e stamattina, le operazioni di bonifica che hanno potuto effettuare con una tranquillità maggiore rispetto ai giorni scorsi. Sono stati ripuliti ovviamente tutti gli alloggi, la mensa, i vialetti e comuni. Vedete dietro di me le forze dell'ordine che presidiano sempre questo centro. Dicevo, la polemica è diventata politica. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ha scritto ai paesi del Med9, i paesi che si affacciano sull'area mediterranea, per pensare, attuare insieme una strategia comune da portare al prossimo Consiglio europeo per fermare o in qualche modo rallentare i flussi dei migranti. Polemica politica anche interna. Ieri qui c'è stata la visita della delegazione del Partito Democratico, in precedenza qualche ora prima una delegazione di leghisti europei sono venuti proprio qui a visitare il centro. Ieri abbiamo intercettato il presidente dei senatori del Partito Democratico, Francesco Boccia, che ha risposto appunto alle nostre domande su CPR, su questa presunta taglia da 5.000 euro e poi ovviamente sul decreto flussi che voleva il governo. CPR, 5.000 euro e i minori non accompagnati, insomma. È la loro idea di società, cioè di una società che vive sulla propaganda. Non ho mai visto un migrante arrivare con una fideiussione in tasca. Mi preoccupano i minori non accompagnati, non aiutati e mandati via dove capita, perché è una cosa disumana. E il dato oggettivo è che con il governo Meloni è aumentata anche l'insicurezza, nel senso che se
quando porti via le persone a Lampedusa, drammaticamente, e poi le metti nelle periferie dove ci sono già altri problemi, quelle periferie diventeranno invivibili. In queste ore è arrivato anche il direttore della Croce Rossa Raffaele Schintu per visionare un po' la situazione del centro accoglienza. Si lavora, come vedete alle nostre spalle. Restituiamo la linea allo studio. Grazie Luca, e adesso ci trasferiamo a Pantelleria, dove si è svolta una marcia silenziosa per dire basta alla violenza sulle donne. Cittadini a fianco della famiglia di Anna Elisa, la donna data alle fiamme dal compagno ed è l'ultima vittima di femminicidio in Sicilia. Laura Spanò. Programmata per oggi l'autopsia sul corpo di Annalisa Fontana, la 48enne di Pantelleria, morta dopo 3 giorni di agonia nel centro Gran Giustino del Civico di Palermo. E intanto ieri sera la comunità isolana si è stretta attorno alla famiglia di Malta Fontana e si è ritrovata in piazza Cavour per manifestare il proprio dissenso alla violenza sulle donne. Voglio fare appello a tutte le vittime di violenza subita o assistita nei confronti della donna. Anche a Pantelleria esiste un servizio comunale chiamato Prince, di pronto intervento sociale, che si occupa anche di queste delicate situazioni, violenza domestica e familiare, con la possibilità di un alloggio protetto, ove le vittime vengono assistite da operatori professionali. Esiste un numero verde a cui potersi rivolgere per poter ottenere un primo contatto con queste figure, che possono già sostenere e supportare le vittime di violenza. Questa sera la nostra comunità si mostra unita e si stringe al forte dolore della famiglia Fontana e di Malta. Pantelleria ferita piange e si unisce in un sentito, accorato dolore. Un corteo silenzioso ha attraversato le vie della cittadina, una marcia senza alcun colore politico, ma che ha visto insieme un'intera comunità ancora sotto shock per quanto accaduto ad Annalisa, uccisa brutalmente da chi doveva prendersene cura, un uomo, o meglio un maschio, che considera la donna un suo possesso da poter distruggere. E il comune intanto fa sapere che si farà carico di tutte le spese per il trasporto del feretro, la celebrazione del funerale e del loculo del cimitero dell'isola. E adesso vi raccontiamo la storia di una giovane mamma che ha denunciato il marito che l'ha maltrattata e aggredita per diverso tempo. Alle altre donne dice: non fatevi ingannare, anche se dice che si pentirà, perché un uomo violento lo rimarrà per sempre. Giusy Lazzaro. Storia di Eva, il nome di fantasia perché da mesi vive in una casa protetta da quando ha deciso di denunciare il marito violento. La incontro col suo bambino di quasi 2 anni. Nata in un paese del Nord Africa, conosce un siciliano e così inizia la loro storia insieme, fino al matrimonio. Quando lei aspettava il bambino, lui ha cominciato a bere. Si distrugge la casa, si distrugge le finestre, si distrugge il mobile, se anche si usa la violenza fisica che dice tutto il tempo: ti ammazzo, ti tagli i pezzi, ti tagli la testa. Lui cerca di farti sentire male e paura di lui. Mesi bui per Eva, che ha avuto però la forza di dire no a quel matrimonio diventato tossico. Quanto è difficile denunciare? Quando ho toccato la cosa a mio figlio, ho preso tutte le forze per proteggerlo e andata a denunciarlo. È difficile, ma la cosa che si tocca, ho capito che questa cosa non è un modo di vivere. Un periodo difficilissimo, racconta la giovane mamma, poi l'arrivo in comunità e la rinascita. È una cosa tanto bella per la donna. Lavoro che apre tutte le porte, ti lascia indipendente, lontane dalle maschere, lontane di tutto. Il lavoro è che ti lascia un persona attivo nel sociale. Io vorrei solo dare un consiglio alle donne che si sentono queste minacce come ho sentite io. La vita con un violento, sia psicologico sia fisico, non è una vita, non è un amore, non è un rispetto. E non c'è amore senza rispetto. Le donne non si perdona, se tutto, ma questo è un grande errore che può una donna fare nella vita con un violento, perché
lo violento non si cambia. Condanna definitiva a 2 anni per omicidio colposo. La ginecologa ritenuta responsabile della morte della piccola Nicole in una clinica di Catania nel 2015. Assolti gli altri medici. Non abbiamo avuto giustizia, scusaci, scrive in un post la madre. Lorena Dolci. Dopo 8 anni e quasi 8 mesi la nostra lotta è finita. La nostra bambina non ha ottenuto la giustizia che meritava. Mi dispiace, mia piccola Nicole, scusami. Si rivolge direttamente alla sua bambina morta nel 2015, poche ore dopo il parto alla clinica Gibino di Catania. La mamma, Tania Egitto, lo fa con un post su Facebook, commentando con parole amare la condanna definitiva a 2 anni della sola ginecologa dello staff medico che la seguiva. In tutti questi anni, scrive, mi sono aggrappata alla speranza che un giorno avremmo avuto giustizia, che la verità avrebbe vinto, che forse avrei trovato un po' di pace, ma in realtà mi sono illusa. L'unica realtà è che noi abbiamo perso la nostra Nicole, nostra figlia. Noi abbiamo perso e basta, perché la condanna della sola ginecologa per noi non è giustizia. Ieri la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati contro la sentenza della Corte d'Appello di Catania. È diventata quindi definitiva la condanna a 2 anni per omicidio colposo e lesioni personali colpose della ginecologa Maria Ausilia Palermo. Escono invece definitivamente dal processo il neonatologo, l'anestesista e l'ostetrica che erano stati accusati di falso e ora sono stati assolti. Secondo l'accusa, la ginecologa di fronte ai primi segni di malessere non avrebbe effettuato monitoraggio adeguato della partoriente e poi non sarebbe intervenuta con il parto cesareo. Quindi la corsa in ambulanza verso l'ospedale di Ragusa, ma inutilmente. La tragedia colpì enormemente tutta Catania. In questi anni la coppia ha avuto altre 2 bambine bellissime. Adesso noi respiriamo per loro il nostro ossigeno, ma con un dolore perenne al cuore che tantissime volte ci toglie il sonno, scrive ancora la mamma. Una legge per fronteggiare l'emergenza crack a Palermo, a chiederla le famiglie del quartiere Ballarò, preoccupate della diffusione della potente e pericolosa droga che circola soprattutto tra i giovani. Marco Gulla. Quelli che vedete sono i vicoli di Ballarò a Palermo. Di giorno sono così, ma al tramonto diventano corridoi di morte. L'emergenza crack in questo quartiere aumenta mese dopo mese, lo spaccio è H24. I ragazzi muoiono per terra. Un fenomeno che al momento è stato sottovalutato, ecco perché alcune associazioni come SOS Ballarò o singoli cittadini stanno portando avanti un disegno di legge per permettere l'istituzione di drop-in, di centri di prossimità e assistenziali per agganciare i tanti assuntori di crack. Questa legge è attualmente in discussione al Parlamento siciliano e speriamo che venga approvata al più presto perché ce n'è un urgente bisogno e che venga finanziata affinché i servizi necessari siano finalmente disponibili e quindi si possa dare una reale speranza di uscita alle famiglie e alle persone e alla città intera che si trovano in questa situazione così difficile. Una legge quindi per fronteggiare quella che è ormai un'emergenza atavica per la città. Molte famiglie a Ballarò sono disperate, i figli rubano anche in casa per comprare le dosi di crack. La richiesta di queste associazioni è anche quella di istituire centri a bassa soglia per accogliere i tossicodipendenti. Una battaglia contro la burocrazia per promuovere una legge che debba essere poi finanziata dalla regione. Tra coloro che si battono c'è anche questo farmacista. Lui, il figlio, lo ha perso circa 1 anno fa a causa proprio del crack. Si sta lavorando intanto per fare informazioni nelle scuole per i ragazzi, soprattutto per i minorenni che sono quelli più interessati da questo fenomeno, e poi abbiamo iniziato a incontrare questi giovani, come ho accennato, in degli studi medici che generosamente hanno dato degli spazi in comodato d'uso gratuito e già 15 ragazzi hanno iniziato dei colloqui per iniziare delle possibili terapie di disintossicazione. Intanto anche l'ASP di Palermo, tramite un camper ogni giorno nel cuore di Ballarò, prova ad intercettare ragazzi in difficoltà, cercando di salvarli da questo tunnel che in molti casi è senza uscita. A Palermo una donna di 76 anni ha perso la vita questa mattina mentre attraversava Viale Lazio all'incrocio con Via delle Alpi. È stata investita da un camion dell'esercito. Inutili i soccorsi, la donna è morta sul colpo.
Ponte sullo Stretto, l'apertura dei cantieri la prossima estate viene annunciata da Salvini e subito smentita dalla stessa maggioranza. Nessuno conferma il cronoprogramma dell'opera che cambierà il panorama di Messina. Lorena Dolci. Quando si farà il ponte sullo Stretto? Salvini ne è sicuro, apertura cantieri nell'estate del 2024, ma la sua stessa maggioranza si affretta a correggere e a smorzare gli entusiasmi, uno scetticismo che non dà nessuna conferma sulla posa della prima pietra dell'opera di cui si parla da 50 anni. Resuscitata la società Stretto di Messina, riesumato il progetto, il fantasma del ponte continua ad aleggiare. Ieri in videocollegamento con Catania, in occasione del centenario dell'Ordine degli Ingegneri, Salvini aveva annunciato il cronoprogramma. L'obiettivo, dicevo, è aprire i cantieri dopo 52 anni di parole nell'estate anno del Signore 2024. A gelare applausi e entusiasmi è arrivata però la risposta di Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. Dubito, dice, che il prossimo anno saremo già agli appalti. Prudenzialmente posso pensare che nel 2024 ci possa essere il progetto esecutivo. Se non è una smentita, poco ci manca. Insomma, la questione resta sospesa, proprio come il ponte, tra grandi annunci e frenate. Salvini ieri aveva ipotizzato non solo l'inizio dei lavori, ma addirittura la data di inaugurazione. Chiusura cantieri 2032 e a Dio piacendo, perché ovviamente non è tutto fattore umano, però l'obiettivo è che il primo treno, la prima auto, la prima moto, il primo camion attraversino il collegamento stabile non Messina-Villa San Giovanni, quello è il corridoio Palermo, Roma, Milano, Berlino, Stoccolma entro il 2032. Non si fanno nomi, ma in serata arriva anche il rimbrotto della Premier Meloni. Servono atti concreti, basta cercare consensi. Di certo c'è solo che l'aggiornamento del progetto esecutivo dovrà essere concluso entro il prossimo 31 luglio, definendo i costi dell'opera. Al momento le stime del governo parlano di 13 miliardi e mezzo solo per il collegamento e altrettanti per i collegamenti ferroviari. Aperta a Lampedusa la festa regionale dell'Unità che in queste ore si trasferisce ad Agrigento. Luca Ciliberti. Con il dibattito sul tema SOS Europa ha preso il via a Lampedusa la festa dell'unità regionale organizzata dal Partito Democratico Siciliano, che quest'anno si è tenuta in provincia di Agrigento per celebrare la scelta della città dei Templi capitale della cultura 2025. Una scelta condivisa non soltanto dal Partito regionale ma anche dalla nostra segretaria nazionale per testimoniare la vicinanza del Partito Democratico ai lampedusani e a quest'isola che da anni e anni accoglie migliaia e migliaia di migranti. La festa dell'unità si svolgerà a Villa Bonfiglio fino a sabato prossimo, una 3 giorni fitta di incontri, dibattiti, confronti che darà spazio e voce ad iscritti e militanti per discutere dell'agenda di opposizione al governo Schifani con la partecipazione di esponenti nazionali, regionali e locali del Partito Democratico. Noi come opposizione è chiaro che veniamo da una difficoltà, ci sono 3 minoranze che sono 3 opposizioni, mi sembra che il Partito Democratico stia facendo le sue battaglie all'interno dell'Assemblea siciliana. Da Eli Schlein, che terrà il comizio di chiusura sabato 30, a Stefano Bonaccini, che a Deborah Serracchiani, fino a Peppe Provenzano e Marco Meloni, da Anna Maria Furlana, Antonio Nicita, Valeria Ferranti e Antonello Cracolici. Insomma, una serie di nomi che vedranno tutti insieme il Partito Democratico riunirsi e rimettersi insieme per celebrare la festa dell'unità, ma per lanciare anche la volata alle europee del 2024. E adesso a Catania, dove torniamo ad occuparci di verde pubblico. Oggi siamo stati a visitare il Parco Falcone. Vediamolo assieme a Tonino De Mano. L'immagine simbolo potrebbe essere questa, un cartellone a metà con la foto di Giovanni Falcone, a cui è intitolata la villa, una villa dove degrado, indifferenza ed anarchia la fanno da padrone. Nonostante gli sforzi dell'amministrazione comunale, il parco, che vedete sembra terra di nessuno, persino lo slargo, un tempo utilizzato per fare attività sportive, somiglia più ad un salotto con arredi sui generis, tavolini improvvisati ed un sedile in ghisa che qualcuno ha adattato dopo averlo sradicato da una vecchia panchina MTS. Sì, in effetti questi sono i residui da parte di qualche hippie, una volta si chiamavano hippie, oggi non lo so come chiamare, di questi sfaccendati che vengono qua a fare chissà che cosa. È veramente frustrante per un genitore poter disporre di spazi puliti, decentemente attrezzati per passare un po' di tempo con i bimbi, insomma.
Tra le aiuole decisamente poco curate spunta anche un vecchio cordolo stradale che nessuno vede, in primis chi si occupa della pulizia della villa. Completano il quadro la pavimentazione dissestata in più punti e gli arredi, molti dei quali distrutti dai vandali o comunque deteriorati dal tempo. Anche qui la cura degli alberi è carente, con grossi rami che sporgono su via Sassari in prossimità dell'istituto Dante Alighieri e pendono come una spada di Damocle su ignari passanti. Non è molto prudente perché chi ci passa, perché chi porta i bambini a spasso, ci dovrebbero essere fatte delle manutenzioni a quanto pare, perché non è sicuro. Dal basso e dall'alto il pericolo è sempre dietro l'angolo. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Ed eccoci alla seconda parte di Sicilia 24. Mi sono divertito a passare un po' di tempo in Italia, così Mick Jagger in un post sulle sue pagine social corredato a una serie di foto che lo ritraggono a Catania in grande forma malgrado i suoi 80 anni. Centinaia di commenti entusiasti dei suoi fan. Il leader dei Rolling Stones si è fatto fotografare al Castello Ursino e all'Ostello tra murales, moto e auto nelle luci notturne della città. Ormai da tempo Mick Jagger è un assiduo frequentatore della nostra isola, dove ha già trascorso diversi mesi in vacanza, sia di recente che anche durante il periodo Covid, senza trascurare il lavoro, anzi approfittando per registrare proprio qui in Sicilia le tracce di alcuni brani contenuti nel nuovo album dei Rolling Stones. La pesca della discordia, lo spot di Esselunga spacca la politica e fa discutere sullo sfondo il malessere e il disagio dei figli di genitori separati e il loro desiderio di vedere insieme i loro genitori. Tonino De Mana. Più che una mela è la pesca, il frutto della discordia. Spacca la politica, piace alla Meloni meno alla sinistra e fa discutere il recente spot di Esselunga che ha per protagonista una bambina, figlia di genitori separati, che prima fa comprare alla mamma una pesca al supermercato e poi la porta al papà dicendo te la manda la mamma. Un tentativo di far avvicinare i genitori e che fa emergere il carico di sofferenza della bimba per la separazione. Ma cosa ne pensa la gente? Esiste ancora la famiglia perfetta? Non c'è una famiglia, tra virgolette, normale, però poi la normalità intanto è volergli bene, prendersi cura dei bambini e comunque avere un certo comportamento che poi sia, diciamo, perché loro vanno a copiare i nostri comportamenti. Credo che ormai sia una cosa, diciamo, obsoleta pensare che le famiglie siano solo quelle alla Mulino Bianco. Oggi una famiglia ha diverse forme. La famiglia perfetta non è mai esistita. La famiglia è un tentativo di una cellula sociale basilare della società che deve essere portata avanti perché altrimenti rischiamo lo sfacelo che stiamo vivendo adesso a spese soprattutto dei bambini. Non c'è più il senso di comprensione, non c'è garbo, non c'è gentilezza, non c'è cortesia, non c'è educazione. Tutti però concordano sulla sacralità dei bambini, troppo spesso utilizzati come arma di ricatto durante burrascose separazioni. La bimba è quella che ne risente perché ha visto sciogliersi questo legame, insomma, e cerca di recuperare. I bambini sono sacri, vanno lasciati nella loro sincera tranquillità. I bambini soffrono proprio della divisione dei genitori e certe volte i genitori li utilizzano e questa è una cosa negativissima. Dal governo arriva la notizia che nel 2024 sarà istituita una nuova figura professionale, l'assistente materna. E proprio sul tema della maternità e del supporto necessario alle madri nei primi mesi di vita del bambino è incentrata la puntata di oggi del nostro Sicilia 24 Focus. Ospiti di Roberta Lunghi, Giorgia Landolfo, giornalista, e Grazia De Fiore, consulente professionale in allattamento. Inviate le vostre domande con un messaggio al 342 74 55 005. Trasmissione in diretta anche sul sito La Sicilia Web cliccando su Telecolor Live. Adesso una pausa e poi il calcio. Eccoci alla pagina sportiva, siamo al calcio. Il Catania prepara la sfida di Caserta, l'obiettivo per i rossazzurri è il riscatto dopo la sconfitta con il Foggia. Non buone le notizie che arrivano dall'infermeria. Marco Carli.
Catania alle prese con i numeri negativi e con gli infortuni, ma con una grande voglia di riprendersi dopo l'ultima sconfitta. Partiamo dalla situazione infermeria, dalla Tegola Livieri uscito alla fine del primo tempo della partita con il Foggia. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto l'estremo difensore ha evidenziato una lesione muscolare. Nel comunicato della società si legge che le condizioni del portiere verranno valutate nelle prossime settimane. Lo scenario: Livieri salterà la partita con la Casertana, il derby di Coppa Italia col Messina e la gara con il Latina, probabilmente anche quella con la Juve Stabio di metà ottobre. Poi in rapida successione sono previste 4 gare in 12 giorni, recupero di Brindisi, ancora non ufficiale la data del 18, Taranto in casa, Monterosi in trasferta e Avellino di nuovo al Massimino. Durante questo tour de force, dopo circa un mese di stop, dovrebbe far rientro il portiere che nel frattempo sarà sostituito da Betters. A Caserta Tabiani conterà sugli stessi uomini della partita con il Foggia, se si eccettua Livieri appunto, ancora out Dubizkas, Rizzo e Rapisarda con il difensore che è sulla strada del recupero. Circa una decina di giorni potrebbero bastare per riaverlo a disposizione. Serve ancora tempo pure a Zanellato, appena arrivato in squadra, per ritrovare la forma migliore. Si lavora per concretizzare al meglio le occasioni. Catania è accusato di essere poco incisivo. Qualche dato, come quello sui passaggi filtranti, cioè le verticalizzazioni, vede gli etnei indietro nelle classifiche e supporta la tesi, ma in società si guarda anche con convinzione il fatto che se la fortuna avesse sorriso con Crotone e Foggia, adesso si parlerebbe di altro. Intanto il prossimo avversario degli etnei ha giocato il recupero con il Monopoli, 1-1 il finale di Curcio, il vantaggio dei campani. I pugliesi rimontano nella ripresa con Starita e il quarto pareggio su 4 partite della Casertana in campionato. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio. Buonasera da Sicilia 24, questi i principali argomenti di oggi. Emergenza migranti e tregua a Lampedusa, dove resta però alta l'attenzione sull'accoglienza. Il direttore Schintu di Croce Rossa Italiana: nessun essere umano è illegale. Dal Movimento Cittadino: non vogliamo che l'isola diventi un carcere. Pantelleria, in migliaia la marcia silenziosa contro la violenza sulle donne nel ricordo di Anna Lisa, l'ultima vittima siciliana di femminicidio. Migliorano intanto le condizioni del marito, piantonato in ospedale. L'uomo è accusato di omicidio aggravato. A Sicilia 24, la storia di una giovane mamma che ha denunciato il marito violento. Alle altre donne dice: un errore, perdonare un uomo così non cambia. Morte della piccola Nicole, condannata a Catania in via definitiva per omicidio colposo alla ginecologa. Non abbiamo avuto giustizia, scusaci, scrive in un post la mamma della bambina. Ponte sullo Stretto, la maggioranza di governo smentisce Salvini, niente cantieri aperti nel 2024, nessuno conferma i tempi per la realizzazione della mega infrastruttura. Calcio, Catania a Caserta senza Livieri, il portiere out per 4 settimane, l'obiettivo è il riscatto dopo la sconfitta con il Foggia. Ancora ben trovati dal nostro telegiornale, un telegiornale che apriamo andando direttamente sull'isola di Lampedusa, dove al momento è tregua per quanto riguarda l'emergenza migranti, l'emergenza degli sbarchi. Il cattivo tempo dei giorni scorsi non ha permesso certamente l'afflusso, l'arrivo delle barche dei migranti e di fatto un tempo più mite preannuncia che la possibilità di nuovi sbarchi è davvero alle porte. Ci racconta quest'isola, l'isola di queste ore e di questa giornata, il collega Luca Ciliberti. Buonasera a te, Luca.
Buonasera Roberta, buonasera ai telespettatori di Telecolor. Giornata interlocutoria per quanto riguarda l'arrivo dei migranti. Si pensa che tra stanotte e domani potrebbero continuare ad arrivare i barchini arrivi sospesi, almeno per il momento, come ben detto, per il tempo. Il mare mosso evidentemente ha frenato le partenze dal Nord Africa. C'è poi tutta una questione, che è una questione politica, che si sta discutendo sui tavoli del governo nazionale a Roma e a Bruxelles. Partiamo da Bruxelles, perché proprio a Bruxelles in queste ore i paesi dei 27 dell'Unione Europea cercano di trovare un'intesa. Allora, l'Italia sembra voler analizzare in qualche modo la proposta che arriva dalla Germania, in particolare sulla tutela dei migranti minori e sull'utilizzo delle navi ONG. La Germania vorrebbe rimettere in mare le navi delle ONG proprio per soccorrere quanto più velocemente possibile i migranti che arrivano appunto nel canale di Sicilia. Su questo, come sappiamo, l'Italia è stata sempre molto rigida, invece sembra che le posizioni potrebbero avvicinarsi, così come ha chiesto Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea. Si cerca in qualche modo di trovare un'intesa. Proprio oggi è la notizia che tra Libia, Tunisia e Italia, nelle acque tra Libia, Tunisia e Italia, ci stiano navigando 7 navi ONG battenti bandiera tedesca. Questa è una notizia che hanno appena battuto le agenzie e che in qualche modo ha messo in allarme il governo italiano. In queste ore il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sta incontrando a Palermo i ministri dell'interno di Libia e Tunisia, proprio per capire insomma anche la loro posizione su questa questione. E poi ovviamente le norme del Consiglio dei Ministri che in qualche modo stringono sui migranti, una stretta appunto varata ieri dal Consiglio dei Ministri. Su questo e su altri temi, insomma, perché il centro di accoglienza qui, come avete visto, continua a funzionare, ve l'abbiamo raccontato in questi giorni proprio qui da Lampedusa. Abbiamo sentito il direttore Ignazio Schinto che ci ha detto comunque la mettiate, insomma, in mare bisogna salvarle le persone. Per quanto riguarda la parte logistica, abbiamo messo a disposizione tutto ciò che poteva essere messo a posto, chiaramente ha dei limiti, che è quello dei numeri. Se i numeri sono tanti all'interno non ci stanno, se superiamo poi i 3-4 mila siamo sicuramente in difficoltà. Per quanto concerne l'accoglienza, ovviamente ci auguriamo che ci sia un'accoglienza degna di questo Paese, ricordando sempre che nessun essere umano è illegale. I lampedusani, non possiamo dire, hanno un cuore grandissimo, anche perché se pensiamo che da giugno ad oggi sono passati qualcosa come circa 62-63 mila persone, ci sono le condizioni per far meglio, anche con l'apertura dell'hotspot, così come di Porto Empedocle, che come già detto dal prefetto di Agrigento, ci auguriamo che possa aprirsi velocemente, proprio per avere delle risposte importanti anche per l'isola. Allora, come ha detto Ignazio Schinto, il direttore della Croce Rossa, il sistema d'accoglienza, almeno per quanto riguarda i centri, sta funzionando. In realtà nei giorni scorsi oltre 11.000 persone appena la settimana scorsa sono state smistate, 11.000, qualcuno parla di 13.000 persone sono state smistate tra ingressi e trasferimenti. Su questo però ovviamente si continua a discutere, c'è anche una polemica politica. Domani arriverà qui un'altra delegazione di parlamentari europei, stavolta quelli dei socialisti e democratici. Nei giorni scorsi ci sono stati quelli della Lega e altre delegazioni politiche. Insomma, come vedete e come sentite dalle nostre cronache, diventa anche una questione politica. E poi c'è quest'isola, Lampedusa, e i lampedusani non si sono mai sottratti, lo hanno detto, in 30 anni abbiamo comunque cercato di accogliere tutti, sempre nel migliore modo possibile. Però i lampedusani adesso stanno, come dire, in allerta in qualche modo, perché nel decreto Cutro sono contenute alcune norme che sembrerebbero, secondo qualcuno che ha avviato anche una raccolta di firme per vederci più chiaro su questa vicenda, ci sarebbero degli articoli in questo decreto Cutro che potrebbero veder nascere un'altra struttura a Lampedusa. Allora su questo si oppongono. Abbiamo sentito Sferlazzo, appunto, di un movimento civico proprio qui a Lampedusa. Non vogliamo che Lampedusa diventi un'isola carcere o un'isola militare. E quello che ho capito è che si parla di un CPR e di un centro per migranti. Ora, può essere che io mi sbagli. Quello che chiediamo è, per levare ogni dubbio, nominate quali sono queste strutture. È un CPR? È un centro per minori? È un hotspot? Invece di fare questa serie di rimandi incomprensibili ai più,
siate chiari e dite noi vogliamo fare questo piuttosto che quello. E poi facciamo due proposte, uno è un tavolo tecnico per la regolarizzazione urbanistica e commerciale dell'isola e l'altro è una richiesta di risarcimento danni per i danni subiti da questo popolo da 30 anni a questa parte. Ecco, come vedete alle mie spalle questo paese, quest'isola non avverte la sensazione, diciamo, di invasione, anche perché in questo momento, come abbiamo detto, migranti non ce n'è, ma è stato sempre così. Vedete alle mie spalle ci sono le luminarie, qui è ancora estate piena, dietro ci sarà questa sera il concerto di Diodato proprio per quello che riguarda l'accoglienza e come vedete qui scorre tutto in maniera molto tranquilla. Ti restituisco la linea, Roberta. Grazie a Luca Ciliberti che continuerà a seguire la situazione legata all'isola per i nostri telegiornali per le prossime edizioni. Intanto passiamo da un'isola nella quale si parla di migrazione, di emergenza, migranti e accoglienza ad un'altra, Pantelleria, dove ieri sera in migliaia hanno marciato silenziosamente per dire no alla violenza sulle donne, tutto in memoria dell'ultima vittima di femminicidio in Sicilia, Annalisa. Il servizio. In migliaia in strada ieri sera a Pantelleria per ricordare Annalisa Fontana, la donna bruciata dal compagno, morta dopo 3 giorni di agonia all'ospedale civico di Palermo. Famiglie, turisti, scuole, l'amministrazione comunale, le associazioni, le autorità militari, religiose, tutti hanno sfilato in un lungo corteo cittadino che da piazza Cavour, di fronte alla sede del comune, è arrivato fino a lungomare. Tutta la comunità isolana si è stretta attorno alla famiglia di Malta Fontana. Poi l'invito accorato alle donne che subiscono violenza a chiedere aiuto. Voglio fare appello a tutte le vittime di violenza subita o assistita nei confronti della donna. Anche a Pantelleria esiste un servizio comunale chiamato Prince, di pronto intervento sociale, che si occupa anche di queste delicate situazioni, violenza domestica e familiare, con la possibilità di un alloggio protetto, ove le vittime vengono assistite da operatori professionali. Esiste un numero verde a cui potersi rivolgere per poter ottenere un primo contatto con queste figure che possono già sostenere e supportare le vittime di violenza. Questa sera la nostra comunità si mostra unita e si stringe al forte dolore della famiglia Fontana e di Malta. Pantelleria ferita, piange e si unisce in un sentito, accorato dolore. Un corteo silenzioso quello di ieri sera, una marcia senza alcun colore politico, ma che ha visto insieme un'intera comunità ancora sotto shock per quanto accaduto ad Annalisa, uccisa brutalmente da chi doveva prendersene cura, un uomo, o meglio un maschio, che considera la donna un suo possesso da poter distruggere. E intanto sarà il comune a farsi carico di tutte le spese per il trasporto del feretro, la celebrazione del funerale e dell'oculo nel cimitero dell'isola. Rimane piantonato invece al civico di Palermo Onofrio Bronzolino, le cui condizioni sono in via di miglioramento. Per l'uomo accusato di omicidio aggravato è stata disposta dal GIP di Marsala una misura cautelare in carcere. Adesso vi raccontiamo la storia di una giovane mamma che ha denunciato il marito per maltrattamenti subiti e per l'aggressione appunto perpetrata. Alle altre donne dice: non fatevi ingannare, anche se dice che si pentirà. Chi è violento non lo farà assolutamente mai. L'ha sentita per noi Giusy Lazzara. Storia di Eva, il nome di fantasia perché da mesi vive in una casa protetta da quando ha deciso di denunciare il marito violento. La incontro col suo bambino di quasi 2 anni. Nata in un paese del Nord Africa, conosce un siciliano e così inizia la loro storia insieme, fino al matrimonio. Quando lei aspettava il bambino, lui ha cominciato a bere. Si distrugge la casa, si distrugge le finestre, si distrugge il mobile, se anche si usa la violenza fisica che dice tutto il tempo: ti ammazzo, ti tagli i pezzi, ti tagli la testa. Lui cerca di farti sentire male e paura di lui. Mesi bui per Eva, che ha avuto però la forza di dire no a quel matrimonio diventato tossico. Quanto è difficile denunciare? Quando ho toccato la cosa a mio figlio ho preso tutte le forze per proteggerlo e andata a denunciarlo. È difficile, ma
la cosa che si tocca, ho capito che questa cosa non è un modo di vivere. Un periodo difficilissimo, racconta la giovane mamma, poi l'arrivo in comunità e la rinascita. È una cosa tanto bella per la donna. Lavoro che apre tutte le porte, ti lascia indipendente, lontane dalle maschere, lontane di tutto. Il lavoro è che ti lascia un persona attivo nel sociale. Io vorrei solo dare un consiglio alle donne che si sentono queste minacce come ho sentite io. La vita con un violento, sia psicologico sia fisico, non è una vita, non è un amore, non è un rispetto. E non c'è amore senza rispetto. Le donne non si perdona, si tutto, ma questo è un grande errore che può una donna fare nella vita con un violento, perché lo violento non si cambia. Un operaio di 63 anni, Filippo Ciancimini, è morto a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, mentre stava lavorando al solaio di un'abitazione che ha ceduto travolgendolo. L'uomo è stato investito dalle macerie, il corpo è stato estratto dalle squadre dei vigili del fuoco non appena arrivata la richiesta d'aiuto. Indagano i carabinieri della compagnia di Misilmeri, si sta cercando di capire se l'operaio avesse più o meno indossato dispositivi di protezione personale e sicurezza appunto nel cantiere. Condanna definitiva a 2 anni per omicidio colposo, condannata appunto la ginecologa ritenuta responsabile della morte della piccola Nicole in una clinica di Catania nel 2015. Assolti gli altri medici, non abbiamo avuto giustizia, scusa, ci scrive in un post la mamma Lorena Dolci. Dopo 8 anni e quasi 8 mesi la nostra lotta è finita. La nostra bambina non ha ottenuto la giustizia che meritava. Mi dispiace, mia piccola Nicole, scusami. Si rivolge direttamente alla sua bambina morta nel 2015, poche ore dopo il parto alla clinica Gibino di Catania. La mamma, Tania Egitto, lo fa con un post su Facebook, commentando con parole amare la condanna definitiva a 2 anni della sola ginecologa dello staff medico che la seguiva. In tutti questi anni, scrive, mi sono aggrappata alla speranza che un giorno avremmo avuto giustizia, che la verità avrebbe vinto, che forse avrei trovato un po' di pace, ma in realtà mi sono illusa. L'unica realtà è che noi abbiamo perso la nostra Nicole, nostra figlia. Noi abbiamo perso e basta, perché la condanna della sola ginecologa per noi non è giustizia. Ieri la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati contro la sentenza della Corte d'Appello di Catania. È diventata quindi definitiva la condanna a 2 anni per omicidio colposo e lesioni personali colpose della ginecologa Maria Ausilia Palermo. Escono invece definitivamente dal processo il neonatologo, l'anestesista e l'ostetrica che erano stati accusati di falso e ora sono stati assolti. Secondo l'accusa, la ginecologa di fronte ai primi segni di malessere non avrebbe effettuato monitoraggio adeguato della partoriente e poi non sarebbe intervenuta con il parto cesareo. Quindi la corsa in ambulanza verso l'ospedale di Ragusa, ma inutilmente. La tragedia colpì enormemente tutta Catania. In questi anni la coppia ha avuto altre 2 bambine bellissime. Adesso noi respiriamo per loro il nostro ossigeno, ma con un dolore perenne al cuore che tantissime volte ci toglie il sonno, scrive ancora la mamma. Su ordine della Procura di Catania è stata sequestrata la salma di Maria Grazia Fiore, la donna di 57 anni di Scicli, morta 2 giorni fa all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania in seguito a shock anafilattico dopo la somministrazione di anestesia. Il figlio della donna ha sporto denuncia in questura a Catania e la polizia ha provveduto al sequestro della cartella clinica. La donna doveva sottoporsi a un banale e rutinario intervento alla tiroide. Da quel che si apprende, in passato per 3 volte Maria Grazia era stata sottoposta ad anestesia senza accusare problemi. Una legge per fronteggiare l'emergenza crack a Palermo. A chiederla le famiglie del quartiere Ballarò, preoccupate della diffusione della potente e pericolosa droga che circola soprattutto tra i giovani. Sentiamo Marco Gullà. Quelli che vedete sono i vicoli di Ballarò a Palermo. Di giorno sono così, ma al tramonto diventano corridoi di morte. L'emergenza crack in questo quartiere aumenta mese dopo mese, lo spaccio è H24. I ragazzi muoiono per terra. Un fenomeno che al momento è stato sottovalutato, ecco perché alcune associazioni come SOS Ballarò o singoli cittadini stanno portando avanti un disegno di legge per permettere l'istituzione di drop-in, di centri di prossimità e assistenziali
essenziali per agganciare i tanti assuntori di crack. Questa legge è attualmente in discussione al Parlamento siciliano e speriamo che venga approvata al più presto perché ce n'è un urgente bisogno e che venga finanziata affinché i servizi necessari siano finalmente disponibili e quindi si possa dare una reale speranza di uscita alle famiglie e alle persone e alla città intera che si trovano in questa situazione così difficile. Una legge quindi per fronteggiare quella che è ormai un'emergenza atavica per la città. Molte famiglie a Ballarò sono disperate, i figli rubano anche in casa per comprare le dosi di crack. La richiesta di queste associazioni è anche quella di istituire centri a bassa soglia per accogliere i tossicodipendenti. Una battaglia contro la burocrazia per promuovere una legge che debba essere poi finanziata dalla regione. Tra coloro che si battono c'è anche questo farmacista. Lui, il figlio, lo ha perso circa un anno fa a causa proprio del crack. Si sta lavorando intanto per fare informazioni nelle scuole per i ragazzi, soprattutto per i minorenni che sono quelli più interessati da questo fenomeno, e poi abbiamo iniziato a incontrare questi giovani, come ho accennato, in degli studi medici che generosamente hanno dato degli spazi in comodato d'uso gratuito, e già 15 ragazzi hanno iniziato dei colloqui per iniziare delle possibili terapie di disintossicazione. Intanto anche l'ASP di Palermo, tramite un camper ogni giorno nel cuore di Ballarò, prova ad intercettare ragazzi in difficoltà, cercando di salvarli da questo tunnel che in molti casi è senza uscita. Sullo Stretto, l'apertura dei cantieri la prossima estate viene annunciata da Salvini, ma viene subito smentita dalla stessa maggioranza. Il servizio di Lorena Dolci. Quando si farà il ponte sullo Stretto? Salvini ne è sicuro, apertura cantieri nell'estate del 2024, ma la sua stessa maggioranza si affretta a correggere e a smorzare gli entusiasmi, uno scetticismo che non dà nessuna conferma sulla posa della prima pietra dell'opera di cui si parla da 50 anni. Resuscitata la società Stretto di Messina, riesumato il progetto, il fantasma del ponte continua ad aleggiare. Ieri in videocollegamento con Catania, in occasione del centenario dell'Ordine degli Ingegneri, Salvini aveva annunciato il cronoprogramma. L'obiettivo, dicevo, è aprire i cantieri dopo 52 anni di parole nell'estate anno del Signore 2024. A gelare applausi e entusiasmi è arrivata però la risposta di Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. Dubito, dice, che il prossimo anno saremo già agli appalti. Prudenzialmente posso pensare che nel 2024 ci possa essere il progetto esecutivo. Se non è una smentita, poco ci manca. Insomma, la questione resta sospesa, proprio come il ponte, tra grandi annunci e frenate. Salvini ieri aveva ipotizzato non solo l'inizio dei lavori, ma addirittura la data di inaugurazione. Chiusura cantieri 2032 e a Dio piacendo, perché ovviamente non è tutto fattore umano, però l'obiettivo è che il primo treno, la prima auto, la prima moto, il primo camion attraversino il collegamento stabile non Messina-Villa San Giovanni, quello è il corridoio Palermo, Roma, Milano, Berlino, Stoccolma entro il 2032. Non si fanno nomi, ma in serata arriva anche il rimbrotto della Premier Meloni. Servono atti concreti, basta cercare consensi. Di certo c'è solo che l'aggiornamento del progetto esecutivo dovrà essere concluso entro il prossimo 31 luglio, definendo i costi dell'opera. Al momento le stime del governo parlano di 13 miliardi e mezzo solo per il collegamento e altrettanti per i collegamenti ferroviari. E adesso una brevissima pausa, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio, ci occupiamo adesso della nota dolente del verde pubblico a Catania e con il nostro Tonino De Mana oggi vi portiamo al Parco Falcone, il servizio.
L'immagine simbolo potrebbe essere questa, un cartellone a metà con la foto di Giovanni Falcone, a cui è intitolata la villa, una villa dove degrado, indifferenza ed anarchia la fanno da padrone. Nonostante gli sforzi dell'amministrazione comunale, il parco, che vedete sembra terra di nessuno, persino lo slargo, un tempo utilizzato per fare attività sportive, somiglia più ad un salotto con arredi sui generis, tavolini improvvisati ed un sedile in ghisa che qualcuno ha adattato dopo averlo sradicato da una vecchia panchina MTS. Sì, in effetti questi sono i residui da parte di qualche hippie, o una volta si chiamavano hippie, oggi non lo so come chiamare, di questi sfaccendati che vengono qua a fare chissà che cosa. È veramente frustrante per un genitore poter disporre di spazi puliti, decentemente attrezzati per passare un po' di tempo con i bimbi, insomma. Tra le aiuole decisamente poco curate spunta anche un vecchio cordolo stradale che nessuno vede, in primis chi si occupa della pulizia della villa. Completano il quadro la pavimentazione dissestata in più punti e gli arredi, molti dei quali distrutti dai vandali o comunque deteriorati dal tempo. Anche qui la cura degli alberi è carente, con grossi rami che sporgono su via Sassari in prossimità dell'istituto Dante Alighieri e pendono come una spada di Damocle su ignari passanti. Non è molto prudente perché chi ci passa, perché chi porta i bambini a spasso, ci dovrebbero essere fatte delle manutenzioni a quanto pare, perché non è sicuro. Dal basso e dall'alto il pericolo è sempre dietro l'angolo. Fissato il 3 ottobre in Corte di Cassazione il ricorso sulla archiviazione disposta dal giudice delle udienze preliminari di Catania dell'inchiesta sul crollo parziale di un palazzo il 20 gennaio del 2020 in via Castromarino. L'istanza è stata presentata dall'avvocato Giuseppe Lipera in rappresentanza dei componenti di alcune delle 10 famiglie rimaste senza casa. Per l'inchiesta per disastro colposo, con 2 indagati, il direttore tecnico della concessionaria dei lavori di tratto di metropolitana nella zona, il responsabile per la ditta CMC dei lavori di scavo per lo stesso appalto. La procura ha chiesto l'archiviazione. Il GUP in udienza camerale, dopo l'opposizione delle parti lese, ha accolto la richiesta del PM, mettendo il 14 aprile scorso un decreto di archiviazione contro questa decisione, l'istanza di ricorso in Cassazione. E adesso ci fermiamo ancora per un'altra pausa e in chiusura il calcio. Tornati in studio, il Catania prepara la sfida di Caserta. Obiettivo per i rossoazzurri è certamente il riscatto dopo la sconfitta con il Foggia, ma non sono buone le notizie che arrivano dall'infermeria. Marco Carli. Catania alle prese con i numeri negativi e con gli infortuni, ma con una grande voglia di riprendersi dopo l'ultima sconfitta. Partiamo dalla situazione infermeria, dalla Tegola Livieri uscito alla fine del primo tempo della partita con il Foggia. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto l'estremo difensore ha evidenziato una lesione muscolare. Nel comunicato della società si legge che le condizioni del portiere verranno valutate nelle prossime settimane. Lo scenario: Livieri salterà la partita con la Casertana, il derby di Coppa Italia col Messina e la gara con il Latina, probabilmente anche quella con la Juve Stabio di metà ottobre. Poi in rapida successione sono previste 4 gare in 12 giorni, recupero di Brindisi, ancora non ufficiale la data del 18, Taranto in casa, Monterosi in trasferta e Avellino di nuovo al Massimino. Durante questo tour de force, dopo circa un mese di stop, dovrebbe far rientro il portiere che nel frattempo sarà sostituito da Betters. A Caserta Tabiani conterà sugli stessi uomini della partita con il Foggia, se si eccettua Livieri appunto, ancora out Dubizkas, Rizzo e Rapisarda con il difensore che è sulla strada del recupero. Circa una decina di giorni potrebbero bastare per riaverlo a disposizione. Serve ancora tempo pure a Zanellato, appena arrivato in squadra, per ritrovare la forma migliore. Si lavora per concretizzare al meglio le occasioni. Catania è accusato di essere poco incisivo. Qualche dato, come quello sui passaggi filtranti, cioè le verticalizzazioni, vede gli etnei indietro nelle classifiche e supporta la tesi, ma in società si guarda anche con convinzione il fatto che se la fortuna avesse sorriso con Crotone e Foggia, adesso si parlerebbe di altro. Intanto il prossimo avversario degli etnei ha giocato il recupero con il Monopoli, 1-1 il finale di Curcio, il vantaggio dei campani. I pugliesi rimontano nella ripresa con Starita e il quarto pareggio su 4 partite della Casertana in campionato. Era l'ultimo servizio, Sicilia 24 finisce qui. A tutti voi grazie per l'attenzione, buona serata.